Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, sabato 25 febbraio, insieme come sempre fino alle 14:30, anche quest'oggi con l'appuntamento con l'informazione di Antenna 3, insieme con tutte le notizie di cronaca della giornata di oggi e poi gli approfondimenti su quelli che sono i principali temi di attualità di queste ore. Avremo un'ampia pagina dedicata al superbonus 110% con tutte quelle che sono le novità che sono emerse e stanno ancora emergendo dopo il decreto del governo di venerdì della scorsa settimana che ha decretato lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, gettando nello scompiglio l'intero sistema delle imprese e delle famiglie che a questo incentivo si erano affidati per la riqualificazione energetica degli edifici. Ma poi parleremo anche di case Ater e parleremo di balneari con le ultime novità dopo il decreto mille proroghe che è stato vidimato dal Presidente della Repubblica Mattarella, con un forte richiamo però al governo affinché provveda a modificare appunto la parte relativa ai balneari. Questo e tanti altri approfondimenti nel corso del nostro telegiornale, ma in primo piano come sempre la cronaca che tra poco ci porterà nel veneziano con la collega Ilaria Marchiori, perché sono stati finalmente individuati ed arrestati i responsabili delle numerose spaccate che si sono verificate nell'ultimo periodo ai danni di negozi in centro a Mestre. Ma la cronaca in primo piano purtroppo è quella che sta riportando in primo piano appunto in queste giornate l'emergenza relativa alle morti di giovani sportivi. C'è stato purtroppo infatti un altro caso, quello di un giovane che dopo aver lottato per giorni in ospedale a Padova non ce l'ha fatta. Edoardo Zattin, morto a soli 18 anni dopo un malore accusato al termine di un allenamento di box in una palestra di Monselice. Sulla vicenda la procura di Padova ha aperto un'inchiesta. Aveva appena finito un allenamento nella palestra di Monselice, dove da alcuni mesi praticava la box, quando ha accusato un malore. Immediati soccorsi prestati a Edoardo Zattin, studente diciottenne promessa del basket, che da quel momento non ha più ripreso conoscenza. Portato d'urgenza in ospedale a Padova, il giovanissimo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una vasta emorragia cerebrale, operazione che non gli ha salvato la vita. Edoardo Zattin è morto dopo il ricovero in rianimazione, seguito con affetto dalla sua famiglia e dai suoi amici che non hanno mai smesso di sperare. I suoi organi sono stati donati dalla famiglia. Grande il cordoglio a Carceri, dove viveva con il sindaco Tiberio Businaro, che su Facebook scrive: un giovane che vola in cielo ci toglie il respiro e ci rende tutti più fragili. Incredulità e dolore anche a Este, dove studiava all'istituto a Testino, e a Monselice, dove da alcuni mesi, a causa di un forzato stop dal basket, si era avvicinato al mondo della box. Sulla morte di Edoardo Zattin la procura di Padova ha aperto un fascicolo d'inchiesta che per ora non ha alcun indagato. Sul corpo del diciottenne sarà eseguita l'autopsia. Ed il mondo del rugby, e non solo, è in lutto per la morte improvvisa a soli 25 anni di Alberto Châtel, giocatore e allenatore del rugby Silea 1981. Anche lui è morto dopo un malore nel sonno. Alberto aveva un ruolo di primo piano, anche se non si è mai messo in mostra. Era un ragazzo che partecipava a tutte le attività e sempre disponibile. Giocava nella prima squadra come tallonatore e allenava i piccoli giocatori dell'Under 11. Alberto Châtel, il 25enne rugbista morto per un malore nella sua abitazione nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso. A trovarlo esanime il padre, che ha subito allertato il suo M118, ma ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori è stato inutile. Al momento non è stata avanzata alcuna richiesta di autopsia, ma vista la giovane età non si può escludere che nei prossimi giorni tale esame
esame possa essere effettuato per chiarire le esatte cause del decesso e la presenza di eventuali patologie. Avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 19 maggio Alberto, impegnato in queste settimane nella stesura della tesi in lingue e mediazioni culturali a Ca' Foscari, impegno che alternava quello lavorativo come magazziniere, lo studio, il lavoro, lo sport, sempre affrontati con energia. Non ha mai saltato un allenamento. Non è una frase fatta, era un ragazzo buono. Il giovane era andato a letto tranquillamente, il malore forse accusato nel sonno. La notizia si è rapidamente diffusa nel mondo del rugby. Alberto aveva giocato anche nel Benetton e nel Villorba, sempre in prima linea nel pacchetto di Mischia, ma piangerlo sono anche le comunità di Treviso, dove la mamma Francesca, ora in pensione, è stata insegnante, e Silea. La morte di Alberto a 25 anni ci lascia sconcertati come comunità e anche come comunità sportiva, perché Alberto era conosciuto al Silea Rugby non solo perché giocava in prima squadra, ma anche perché allenava i nostri bambini, i nostri ragazzi. Adesso bisognerà spiegare questa perdita anche a loro. Che troveremo il sistema migliore di dirglielo e cercheremo di fargli capire e di ricordarlo con la gioia che ci dava ogni volta. A esprimere cordoglio anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Alberto portava avanti con orgoglio, dedizione e sacrificio i valori del rugby. Ci stringiamo alla famiglia, le parole del primo cittadino. E quindi davvero un grande abbraccio alla famiglia in questo momento davvero difficile, dove non ci sono ragioni ma solo vicinanza da dimostrare a questa famiglia per la sua grande perdita. Parteciparono al furto della lingua del santo e all'evasione di Felice Maniero. Ecco chi sono i due nuovi indagati per l'omicidio di Matteo Toffanin, ucciso per uno scambio di persona 31 anni fa a Padova. Sono due esponenti di spicco dell'ex Mala del Brenta, i due indagati nella nuova inchiesta della Procura di Padova sull'omicidio avvenuto 31 anni fa per scambio di persona di Matteo Toffanin. I due sono Andrea Batacchi, 60 anni, e Sergio Favaretto, 67 anni, ex luogotenente di Felice Maniero. I due sono sospettati di aver trucidato il 23enne Toffanin e ferito la sua fidanzata la sera del 3 maggio del 1992 in via Tassoni nel quartiere Guizza, scambiando la loro auto per quella di Marino Bonaldo, pregiudicato in affari di droga con la Mala del Brenta. Bonaldo viveva in via Tassoni, proprio davanti alla casa dove abitava la famiglia della fidanzata del povero Matteo Toffanin, un ragazzo per bene morto per una tragica serie di coincidenze. I nuovi indagati, Battacchi e Favaretto, nel 1991 avevano preso parte entrambi alla clamorosa rapina della reliquia della lingua di Sant'Antonio e successivamente fecero parte del comando che fece evadere dal carcere due palazzi Felice Maniero. Non è escluso che anche il boss Faccia d'Angelo venga ascoltato nell'ambito dell'indagine. La nuova indagine infatti vuole chiarire i motivi che portarono all'agguato in cui venne ucciso Toffanin. Il movente principale sono i soldi sporchi legati forse ad una partita di droga non pagata da Bonaldo, che ben conosceva i due esponenti della Mala del Brenta. Batacchi sta scontando un ergastolo per l'omicidio di un camionista durante un assalto ad un portavalori avvenuto nel 1987, mentre Favaretto è ritenuto essere l'esecutore materiale dell'omicidio di un altro ex della Mala che aveva deciso di collaborare nel 1994. Ieri invece la moglie di Marino Bonaldo ha fatto scena muta davanti al magistrato, ma le rivelazioni più importanti sono attese da Felice Maniero in persona, che da anni vive in un'altra regione con una nuova identità. Restiamo nel Padovano, torniamo a parlare dell'omicidio e tentato omicidio di San Martino di Lupari. Lo scorso 26 dicembre il PM titolare dell'inchiesta ha disposto la perizia psichiatrica su Giorgio Miatello, sopravvissuto. Principale indagata del delitto, la figlia della coppia Diletta Miatello. La tragedia di Santo Stefano che ha sconvolto la comunità di San Martino di Lupari. Giorgio Miatello, la moglie e Maria Angela Sarto vengono trovati agonizzanti a terra in un lago di sangue la mattina del 27 dicembre dalla figlia minore. La donna anziana morirà, decine di colpi inferti al volto e alla testa con i cocci di un piatto di ceramica. Il marito Giorgio, 89 anni, invece ce la fa.
Viene portato d'urgenza in ospedale dove rimarrà per settimane in prognosi riservata. Principale sospettata dell'omicidio, del tentato omicidio, la figlia più grande, Diletta Miatello, ex vigilessa in servizio ad Asolo, da tempo disoccupata, che viveva accanto ai genitori. La donna, trovata dai carabinieri in un albergo del Bassanese, è rinchiusa nel carcere femminile di Montorio Veronese con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela. 51enne è tenuta sotto stretta sorveglianza per la sua fragilità psicologica. Era già in cura al centro di salute mentale di Cittadella. Ora il PM Marco Brusegan, titolare dell'inchiesta, ha disposto una perizia psichiatrica anche sul padre Giorgio, sopravvissuto. Il 2 marzo il giudice per le indagini preliminari assegnerà l'incarico alla psichiatra Cristina Cecchetto. Dopo le sue dimissioni, era il 31 gennaio, l'uomo è stato ricoverato in una struttura privata a Campo San Piero. Le sue condizioni cognitive pare siano peggiorate. La perizia servirà a chiarire se possa essere un test valido, se sia in grado di testimoniare e fare luce su ciò che è accaduto quella notte. E ora andiamo a Mestre, ci chiede la linea la collega Ilaria Marchiori, perché c'è una svolta sul caso di cronaca che ha tenuto davvero con il fiato sospeso l'intera città per tante settimane. Ecco, a te Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo nuovamente a Mestre, dove ieri sera c'è stata questa manifestazione che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini per chiedere maggiore sicurezza, per chiedere anche dei presidi fissi di controllo alla luce delle spaccate degli ultimi mesi, e hanno dimostrato di essere tutti uniti e tutti dalla stessa parte, lanciando un chiaro messaggio proprio all'amministrazione. Tra l'altro nel frattempo a Venezia invece proprio in centro storico si sono verificate ben altre 3 spaccate, quindi altri 3 locali danneggiati, e all'indomani di questa manifestazione arriva proprio la notizia che i carabinieri di Mestre sono riusciti a trovare, a scoprire una coppia di Livorno, un uomo e una donna, responsabile di almeno 14 colpi, tra cui 12 spaccate. Ecco qui adesso tra l'altro parliamo proprio con uno dei commercianti in varie zone della provincia, tra cui appunto Mestre Marconna, Quarto d'Altino e qualche altro comune. Sono riusciti ad arrestarli, l'uomo è stato portato nel carcere di Livorno, per la donna invece l'obbligo di dimora e il divieto di uscire dalle 19 alle 7. Questa coppia agiva con lo stesso modus operandi, ovvero si procuravano un'automobile, poi con questa spaccavano letteralmente la vetrina dell'esercizio commerciale per poi entrare, trafugare soldi o altri oggetti come PC, quello che insomma trovavano. Anche in questo caso, come tante delle spaccate che si sono verificate ultimamente, sono stati più i danni all'esercizio, i danni proprio materiali, che quelli dalla merce rubata. Qui insieme a me c'è proprio uno dei commercianti che è stato colpito, non con questa modalità, lo specifichiamo, però comunque uno dei commercianti che è stato colpito proprio di recente. Allora, innanzitutto lei, lo sappiamo, lei è un salone di parrucchiere, è stato colpito, adesso è tutto a posto, erano stati più i danni che erano stati subiti che materiali. Esatto. Però questa comunque è una buona notizia, il fatto che almeno questa coppia sia stata presa fa ben sperare. Certo. No, per fortuna, come ben sappiamo, le nostre forze dell'ordine si danno molto da fare e quindi sono riusciti a catturare anche questi 2 ladri che facevano delle spaccate con la macchina, mi sembra di aver capito. Speriamo che continuino così a lavorare con maggior vigore e che non solo le forze dell'ordine ma anche le leggi vengano in nostro aiuto per aiutare soprattutto i carabinieri, le forze dell'ordine, vigili e polizia, eccetera. Perché è importante che ci sia un insieme di forze che aiutino a risolvere questo problema. Non solo il carabiniere, non solo il commerciante che ha voglia di mettersi in gioco e di darsi da fare, ma anche le istituzioni. Quindi nuove leggi, arresti immediati e poi speriamo bene che si placchi questa ondata
di spaccate che è successa a Mestre, Corso del Popolo, via Cappuccina e via Piave. Speriamo bene. Sì, perché come è stato ribadito più e più volte anche dagli assessori, dall'amministrazione, poi c'è proprio un problema di leggi, perché a volte si prendono, si arrestano, poi bisogna comunque subito rimettere in libertà i responsabili. Ieri la manifestazione però è stata davvero indicativa, un messaggio che non si può ignorare. Sì, la manifestazione è stato un successo. La popolazione di Mestre si è resa molto partecipe, quindi la gente ha voglia di ritornare a vivere come una ventina d'anni fa, in maniera serena, passeggiare per le strade senza aver la paura di essere derubati anche del portafoglio o del cellulare mentre uno sta telefonando. E speriamo che anche i nostri esercenti, negozianti, riescano a continuare a lavorare nel miglior dei modi, dando un servizio maggiore al cittadino, ma a abbellire soprattutto la città. Ecco, io la ringrazio, la faccio rientrare in negozio, certo, perché sappiamo, sì, è proprio il bello della diretta, perché sì, è uscito proprio, sì, concedendoci questo minuto. Grazie della disponibilità. E ora noi guardiamo proprio com'è andata ieri sera, con tutte le immagini del corteo che è partito dalla stazione degli autobus di Mestre per poi arrivare in piazza Ferretto con migliaia di persone. Tra l'altro in testa c'era anche una banda musicale, e sentiamo tutte le voci della manifestazione di ieri sera in questo servizio. Qui hanno preso parte non solo i cittadini, membri delle associazioni, ma anche molti rappresentanti politici e sindacali. Questa manifestazione sotto il segno di Riprendiamoci della città, che ha visto tante associazioni, realtà, cittadini mettersi insieme per chiedere che su questa città si facciano degli investimenti. Anni che sentiamo repressione, di fatto quello non è sufficiente se da parte dell'amministrazione non vengono messe in campo azioni che siano i servizi, che siano gli operatori e che sia una tutela della città, anche del ripristino delle aree abbandonate, perché sappiamo bene che i buchi neri in città possono solo che produrre marginalità e degrado. È una manifestazione di cittadini molto importante e che pone al centro una nuova idea di Mestre, in cui ci sia sicurezza, in cui si combatta il crimine e il traffico di droga e in cui si diano servizi migliori ai cittadini per fare in modo che questa città torni ad avere una vita anche economica e sociale. E questa grande partecipazione è una testimonianza di una condivisione di fondo di questi valori e di una richiesta di maggiore attenzione. Io abito a Mestre, sono una persona che fa politica e sono veramente e seriamente sorpreso da una partecipazione così importante. Mette insieme componenti importanti per la città, la sicurezza, un certo tipo di presenza di servizi pubblici e una rigenerazione urbana. E ci sembra che sia un buon modo per affrontare una realtà difficile come quella che sta vivendo in questo momento non solo questa parte di città. È un sacco di gente che non ne può più e dimostra che a tanta gente interessa, che quindi bisogna fare qualcosa, vero Dami? Sì. Il sindaco stesso non potrà far finta di nulla. Anche per i bambini siamo preoccupati, non possono neanche alle 3 del pomeriggio uscire da casa da soli o andare a scuola suo fratello che va alle medie, noi siamo preoccupati. Non si può sicuramente andare avanti così, speriamo che ne prendano atto. I cittadini sono stanchi di questa situazione a Mestre, che è drammatica, no? Sappiamo che è la prima città in Italia per spaccio di eroina e riprendiamoci Mestre, Venezia, ma anche riprendiamoci il welfare, perché se c'è lo spaccio è perché c'è gente che ha bisogno dell'eroina e il welfare aiuta questa gente. Se togli questo, togli anche la possibilità di questa gente di riemergere, di star meglio e quindi ci sarà più spaccio. Quindi riprendiamoci anche il welfare.
Il problema qua della zona di Via Dante e della stazione è davvero terribile, insomma. Sono anni che se ne parla e in realtà non è mai stato fatto nulla di concreto. Il problema della droga, non solo, della violenza, poi dell'inciviltà in generale. Secondo lei servirà per cambiare effettivamente la politica di azione? Speriamo che serva, perché effettivamente il messaggio che arriva è che la gente è stufa. Ecco dunque queste le immagini e le interviste raccolte ieri sera durante questa grande manifestazione che si è tenuta a Mestre contro il degrado e gli episodi di criminalità che si sono verificati nelle ultime settimane. C'è appunto tra l'altro, come vi abbiamo riferito, questa novità investigativa che ha portato la polizia ad arrestare una coppia, un uomo ed una donna di Livorno, ai quali verrebbero ricondotti almeno 12 episodi verificatisi appunto nell'area del Mestrino. Ora continuiamo con la cronaca per parlare di incidenti stradali. Purtroppo non accenna a fermarsi la piaga del sangue sulle strade della nostra regione. Andiamo nel Padovano, a Teolo, dove vedo collegata la collega Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo con il collega Cristian Roque Allende a Tre Ponti di Teolo, dove questa mattina c'è stato un grave incidente che ha coinvolto un motociclista di soli 19 anni, un furgone che usciva esattamente dalla strada che voi vedete insomma alla mia destra, che adesso il collega vi sta vedendo, via dalla chiesa diretto verso via Mercato, quindi doveva attraversare l'arteria principale alle mie spalle, via Eugane. Si è scontrato con il motociclista che in quel momento stava arrivando da Teolo diretto verso la città di Padova. Uno scontro violentissimo con il motociclista che è finito sul tetto del furgone. Qui è stato soccorso dai sanitari del SUEM 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco. Agli agenti della polizia locale di Teolo che stanno conducendo le indagini su questo incidente, l'autista del furgone avrebbe detto di non essersi accorto di nulla. Il 19enne della zona è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. Come potete vedere anche dalle immagini insomma che vi stiamo trasmettendo in questo momento, via Euganea è una strada davvero molto trafficata, è uno dei principali collegamenti dalla città del Santo verso la zona dei Colli. Non ne stanno passando in questo momento, ma qui con la bella stagione sono anche molti i ciclisti che poi vanno insomma sui colli per passione a correre, non solo la domenica ma anche durante la settimana. Noi abbiamo sentito telefonicamente il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, che ci ha detto che proprio su questa strada e sulla velocità di questa strada l'amministrazione sta prendendo dei provvedimenti. Vi aggiorneremo ovviamente nelle prossime edizioni sulle condizioni del 19enne. Ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione da Tre Ponti di Teolo. Restituisco la linea allo studio.
Grazie a Chiara Gaiani per questo collegamento e purtroppo noi continuiamo a parlare di incidenti stradali. Restiamo nel Padovano perché ce n'è stato anche un altro di incidente questa mattina alle 8 a Boara Pisani, lungo via Adige, 2 i feriti nello scontro tra 2 auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Rovigo ed Este, anche con l'autogru, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei 2 conducenti che era rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura. L'uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasportato in elicottero all'ospedale di Padova. Fortunatamente le sue condizioni non sono particolarmente gravi. Ferito anche l'altro automobilista, trasferito in ambulanza all'ospedale di Rovigo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. E un altro incidente stradale si è verificato questa volta in provincia di Treviso. Siamo a Loria. È uscito di strada autonomamente, forse per colpa di un malore. Ora un 27enne ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso in gravi condizioni. L'incidente si è verificato ieri sera intorno alle 20 a Loria. L'auto, la vedete nelle immagini, una Lancia Y, è finita improvvisamente fuori strada sfondando la recinzione di un'autorimessa. Immediata la chiamata dei soccorsi da parte degli altri automobilisti. Sono stati proprio loro ad intervenire a estrarre l'uomo dalla vettura. Pochi istanti dopo sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e l'ambulanza del 118. Il personale medico ha portato le prime cure al 27enne sul posto per poi caricarlo in ambulanza e trasportarlo al Cafoncello. È ricoverato in gravi condizioni, ma ancora incidenti. Purtroppo è davvero molto corposa la pagina dedicata agli incidenti stradali che si sono verificati nelle ultime ore nella nostra regione. Andiamo ora nel Vicentino, a Bolzano Vicentino, un frontale tra 2 vetture, anche questo si è verificato questa mattina all'alba, feriti i conducenti. Vediamo. Bolzano Vicentino, scontro violentissimo tra 2 auto questa mattina verso le 6 lungo la strada statale 53 Postumia. Ad avere la peggio il conducente di una Fiat Punto che è rimasto incastrato nelle lamiere dopo l'urto frontale con l'altra vettura. È stato necessario il pronto intervento di una squadra di vigili del fuoco di Vicenza per poter estrarre l'uomo dall'abitacolo e affidarlo alle cure del personale sanitario che dopo averlo stabilizzato lo ha trasportato al pronto soccorso. Ferito anche l'altro conducente ma solo in forma lieve ed è stato assistito sul posto. Intervenuti i carabinieri per i rilievi che hanno atteso la conclusione delle operazioni di soccorso terminate verso le 8 deviando il traffico. E a Valli del Pasubio un'altra auto è finita nel torrente Leogra facendo un volo di 10 metri, ferito il conducente. Un'auto è uscita di strada facendo un volo di 10 metri e finendo sul greto del torrente Leogra. È successo stamattina alle 6:45 in via Ponte Croce a Valli del Pasubio. Il conducente, seppur ferito, è riuscito autonomamente a venire fuori dall'auto, risalire la sponda e dare l'allarme. I vigili del fuoco, accorsi da Schio, hanno messo in sicurezza l'auto, mentre l'uomo è stato preso in cura dal personale sanitario per essere portato in ospedale. Le operazioni di recupero dell'auto sono state effettuate con l'autogru dei vigili del fuoco arrivata da Padova. Ed ora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Tra pochissimo parleremo e apriremo un'ampia pagina dedicata al superbonus e alle ultime novità che sono intervenute dopo il decreto del governo di venerdì della settimana scorsa. In studio con me, lo ringrazio per averci dedicato questo tempo, Andrea Codemo, avvocato tributarista. Buongiorno avvocato e grazie
grazie per essere con noi. Però prima di parlare di superbonus andiamo a Conegliano, dove si è collegato ora e ci chiede la linea il collega Lucio Zanato. Lucio Zanato, per parlare di una storia di, potremmo dire, ordinaria burocrazia che sta bloccando un'impresa. Che cosa sta succedendo, Lucio? Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con Adriano Battistuzzi che è il volto qui nel Coneglianese del trasporto pubblico, diciamo così, del trasporto persone, mettiamola così, perché pubblico sarebbe ovviamente la MOM che poi magari con il Don si arrabbia, però bisogna dire che la collaborazione tra di voi c'è sempre. Comunque noi siamo venuti qui per due cose. La prima è questa storia di ordinaria burocrazia. Battistuzzi ha delle autocorriere, ovviamente fa dei viaggi, organizza dei trasporti con delle persone. Lei dovrebbe mandare qualcuno in Repubblica Ceca. E che cosa è successo venerdì? È successo che innanzitutto buongiorno a tutti e non voglio far arrabbiare con la Don, per l'amor di Dio, siamo un'altra cosa, però collaborate però. Beh, noi collaboriamo con tutti. Io voglio avere amici, non nemici, quindi chi vuole collaborare siamo pronti. Stavo dicendo, c'è una burocrazia che ci impedisce a volte di fare il nostro lavoro come lo vorremmo fare, perché dobbiamo fare delle revisioni periodiche agli autobus e siamo vincolati dalle date o dei slot precisi che ci obbligano ad andare in alcune giornate che magari l'autobus sarebbe impegnato per qualcosa. Io avevo 7 prenotazioni per lunedì, mi è arrivata una prenotazione per un viaggio a Praga che partirebbe lunedì, io rischio di non riuscire a partire perché ho cercato di anticiparlo a venerdì questa revisione con tutto il da fare che si è dato il direttore della motorizzazione, l'ingegner Materasso, non è riuscito a entrare nel terminale e aiutarmi per fare la revisione venerdì. Quindi, insomma, per un click voi state fermi. Per un click noi stiamo fermi, ma non è che stiamo fermi noi, ne stiamo fermi qualcuno. Ecco, ma voi quando tenete fermo una corriera, quanti soldi tenete fermi e soprattutto che mole di lavoro tenete fermo? Il problema è che se tieni fermo una corriera per una mezza giornata ti salta magari un viaggio di una settimana, quindi quello che chiediamo noi da anni e che saremo già pronti a partire perché abbiamo delle cooperative, delle società come il Cramto, come l'FLF e altri, anche la SCAV qui di Vittorio Veneto, che si sono organizzati con dei sistemi proprio anche costosi per fare queste revisioni. C'è la necessità di avere l'ingegnere presente, l'ingegnere della motorizzazione, ma chiediamo affidatele a terzi e sarà poi la motorizzazione che controllerà la moralità o la buona fede di queste agenzie che possono farsi la revisione in qualsiasi momento. Insomma, per quelli che sono a casa, di fatto voi non fate come facciamo noi con le auto normali, voi dovete andare giù ogni volta alla motorizzazione, mentre noi possiamo andare dalle officine autorizzate e fare la revisione quando possiamo, quando vogliamo. Ci sono anche dei centri periferici come a Conegliano, ma come Vittorio, come a Oderzo, come in altri posti dove sono autorizzati a fare questo tipo di revisione, ma deve esserci presente comunque l'ingegnere della motorizzazione che si sta muovendo da un capo all'altro della provincia e non riesce a farli tutti, quindi ti assegnano degli slot a metà settimana e tu quella settimana lì rischi di tener fermo 1, 2, 3 autobus perché devi fare quel giorno lì, non puoi andare in giornate diverse. Quanto costa un autobus? Beh, oddio, quello che abbiamo alle spalle siamo sull'ordine di 600.000 euro più IVA. Quindi quando rimane fermo è un guaio? Sì, ma rimane fermo l'autobus, rimane fermo l'autista, rimane fermo il cliente, rimane fermo poi un sistema che non funziona. Io dico, le istituzioni devono istituzioni, non distruzioni. Noi abbiamo bisogno di istituzioni. Le istituzioni devono controllare e non fare, devono far fare al privato e essere lì guardinghi a controllare che il privato faccia quello che deve fare, non quello che gli piace fare, quello che deve fare. Ecco, ancora un secondo per ricordare che Battistuzzi è stato uno dei primi ad andare su in Ucraina. Noi ricordiamo, siamo andati poi a vedere quando è tornato e ha portato i primi profughi dalla guerra. A un anno dalla guerra, contate ancora, vi sentite ancora, andate ancora su? Andare su no, perché non c'è richiesta, però siamo ancora in contatto con delle popolazioni, stiamo facendo una bella iniziativa anche con dei ragazzi qui di San Giacomo e Vittorio Veneto, con gli alpini, per raccogliere dei fondi perché ci sarà da ricostruire scuole, asili, ospedali, quello che c'è nel nostro piccolo. Daremo dei contributi insieme a queste associazioni perché
Speravamo tutti che la guerra finisse brevemente, invece siamo un anno e non abbiamo previsioni di quanto possa durare. Quello che mi preoccupa è che qualcuno ormai cominci a pensare che entri nella normalità, accettare l'idea che questo possa succedere. Questa è la preoccupazione vera. Per voi che siete andati su e avete visto con i vostri occhi, cosa vuol dire andare nella normalità là? Impossibile. Impossibile andare nella normalità là, ma la normalità di cui sono preoccupato è che la gente possa accettarla, è una cosa che ormai è lì. E l'importante è che non arrivi qui vicino, ma che rimanga lì, che continui così, e tanto noi siamo comunque indenni dei rischi. Oddio, non è proprio così, non siamo indenni da niente, ma anche accettare che ci possa essere un paese confinante con l'Europa che sta soffrendo questa situazione, vuol dire che stiamo decadendo anche a livello proprio di umanità rispetto alla gente, ecco, questo sostanzialmente. Beh, poi voi che siete partiti per primi lanciando il cuore oltre l'ostacolo. Marta, se hai delle domande? Lucio, no, io ti ringrazio davvero per questo collegamento e ringrazio il signor Battistutti anche per averci portato la sua testimonianza. Grazie, buon lavoro. Allora, noi ritorniamo in diretta, ritorniamo in studio con Andrea Codemo, avvocato tributarista. Allora, dicevamo, parliamo di super bonus 110%. Se ne è tanto parlato in quest'ultima settimana perché venerdì scorso è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno, no? Questo nuovo decreto del governo che ha un po' scompaginato le carte. O anche riordinato. Riordinato, sì, sicuramente un riordino magari c'era da fare e si sapeva che sarebbe arrivato. Quello che probabilmente non si aspettavano le imprese e le famiglie è questo stop così immediato alla cessione del credito e allo sconto in fattura, con tutto quello che ne deriva. Quindi, facendo un po' il punto, come cambiano le regole? Allora, giustamente diceva, la scorsa settimana è entrato in vigore questo decreto, il decreto legge 11 appunto del 16 febbraio 2023, che è intervenuto su tre profili fondamentali. Il primo, la possibilità di cedere i crediti d'imposta, di cui tutti ormai sentiamo parlare in modo corrente negli ultimi 2 anni quantomeno, di poterli cedere alla pubblica amministrazione. Il decreto ha, pubblica amministrazione intendo ai comuni, agli enti locali, alle regioni, e il decreto ha impedito... E le province, sappiamo che la provincia di Treviso peraltro era stata proprio una delle prime ad aprire, no? a questa possibilità. Il decreto impedisce questa possibilità, quindi gli enti pubblici non possono, locali o statali, non possono acquisire crediti derivanti da bonus edilizi, da super bonus. Questo è il primo pilastro. Il secondo pilastro è l'impossibilità di cedere il credito, quindi a istituti finanziari, a privati, ovvero di scontare in fattura il credito, quindi i crediti d'imposta sulle operazioni, sugli interventi edilizi post 16 febbraio 2023 non potranno più essere ceduti agli istituti bancari, a privati o scontati in fattura, che era un meccanismo molto, molto diffuso e molto utilizzato in questi anni. La terza cosa è intervenuta in questo senso, regolando, mettendo un po' di chiarezza su quelle che sono le solidarietà per i cessionari del credito, perché uno dei meccanismi che ha portato all'incaglio si parla di circa 19 miliardi di euro di crediti, è stato il fatto che i cessionari, per lo più quindi istituti finanziari, gli istituti bancari, avevano in base a degli interventi di prassi, interventi normativi e soprattutto interventi da parte della giurisprudenza, avevano ritenuto che ci fosse un maggior rischio nella cessione per il cessionario del credito, e quindi questo meccanismo ha portato a inceppare il vero e proprio meccanismo della cessione. Quindi questo decreto ha stabilito queste tre cose: no cessione di crediti alla pubblica amministrazione, non più sconti in fattura e cessione di crediti post 16 febbraio 2023 e una regolamentazione più chiara in quella che è la solidarietà per i cessionari del credito. Quest'ultimo passaggio è finalizzato a sbloccare i crediti esistenti, perché ricordiamo questo vale per il futuro ma non per il passato, quindi tutti i crediti maturati fino al 16 febbraio 2023 e ancora da acquisire o ancora da distribuire possono essere su ovviamente operazioni edilizie che abbiano avuto i titoli autorizzativi ante 16 febbraio 2023 possono essere liberamente ceduti, e questo decreto semplifica il concetto della solidarietà per il cessionario del credito stesso. In quest'ottica ha messo un po' di ordine. Qual è il vero problema? Il vero problema sono i crediti in pancia
si parla appunto incagliati, si parla di 19 miliardi di euro, crediti che molti cessionari hanno acquisito, e molti cessionari intendo imprese edili, imprese dell'indotto, dell'edilizia, che hanno appunto acquisito in questi anni sotto la forma o della cessione o dello sconto in fattura, e che per effetto di quel meccanismo di timore da parte degli istituti finanziari nell'acquisire questi crediti rimangono ad oggi in pancia a questi soggetti. E il tavolo che si è aperto in questa settimana e che non è ancora definito, ma il tavolo tra governo e le principali istituzioni bancarie, ABI, ANCE, associazioni di categoria, è proprio quello di trovare dei meccanismi che possono agevolare lo sblocco di questi crediti incagliati. Sblocco che interessa, si parla di 25.000 aziende dell'indotto e del settore edile coinvolte, ed è evidente che se non si trova un criterio per sbloccare questi 19 miliardi di euro, potrebbero queste aziende, o molte di queste aziende, avere dei grossi problemi, perché hanno dei crediti potenziali che non riescono a monetizzare e quindi non riescono ad avere liquidità fresca nella gestione della propria attività aziendale. Quindi il tavolo è aperto perché questo decreto legge è un decreto legge, dovrà essere convertito in legge nei termini di 60 giorni, ed è evidente che potranno intervenire degli emendamenti e dei cambiamenti. Quindi i tavoli aperti servono proprio a individuare quelle che possono essere delle soluzioni per sbloccare questi crediti e agevolare le società, cioè gli soggetti cessionari che hanno nella propria disponibilità, nei propri cassetti fiscali, questa mole importantissima di crediti. Ecco, al di là dei crediti cosiddetti incagliati, sì, no, di cui abbiamo appena parlato, per quanto riguarda le famiglie, molte persone ci stanno seguendo da casa, no, in questo momento, e molti sono anche preoccupati. C'è chi si trova, come dire, tra virgolette, a metà del guado, magari ha firmato un contratto ma deve ancora partire il cantiere, chi è già partito con i lavori ma non ha ancora ultimato. Sappiamo peraltro che il Veneto, la nostra regione, è una di quelle che hanno maggiormente utilizzato proprio questo tipo di incentivo per poter procedere con un efficientamento energetico delle abitazioni. Quindi diciamo famiglie in questo momento che cosa rischiano, che cosa è cambiato per loro e che cosa rischiano, soprattutto perché più di qualcuno sta perdendo il sonno in questi giorni. Allora, parliamo di situazioni fisiologiche, perché poi purtroppo ci sono anche molte situazioni patologiche e molti soggetti che sono avvicinati non tanto come utilizzatori ma come operatori del settore in questo mondo, operando in modo, diciamo, non perfettamente confacente e rispettoso delle regole. E ne parliamo dopo, perché ci sono state anche molte truffe. Assolutamente, ecco. Purtroppo si alludeva a quello. Sì. Parliamo di situazioni fisiologiche. Allora, ovviamente chi ha dei titoli abilitativi o chi ha iniziato precedentemente al 16 febbraio o addirittura degli immobili comprati con preliminari registrati, quindi immobili per i quali poteva beneficiare del bonus acquisti, che è una forma di bonus prevista per chi acquista un immobile frutto di una ristrutturazione. Per questi soggetti non cambia nulla, anzi dal mio punto di vista questo decreto legge, chiarendo quelli che sono i meccanismi di solidarietà del cessionario nell'acquisizione del credito, non dovrebbe, anzi, e questa attività del governo attuale per cercare di sbloccare questi crediti dovrebbe agevolare tutti quelli che sono a metà del guado, quindi che hanno iniziato un intervento di efficientamento sismico e energetico e che non lo hanno ancora concluso. Ricordiamo che nel 2020 i bonus e i super bonus sussiste ancora, ma è in fase calante, nel senso che nel 2023 è stato ridotto nel suo ammontare, durerà fino al 2025 per determinate tipologie di immobili, non per tutti, ma con una percentuale in calo. Quindi comunque è già stata una stretta a quello che è il meccanismo del super bonus. Però chi ha iniziato e quindi ha già attivato alla CILA o la CILA, cioè tutte quelle documentazioni necessarie, ricordiamo che il super bonus nasceva anche in un'ottica di miglioramento non solo energetico e sismico, ma anche di miglioramento urbanistico, perché nasceva per correggere quelle, tant'è che si parlava di ristrutturazioni, non di nuove costruzioni, era nato per intervenire laddove ci fossero delle irregolarità di natura urbanistica.
urbanistica. Quindi necessita di una mole di documentazione, una mole di controlli da parte dei tecnici che operano nel settore importante. Allora, chi è a metà del guado, per usare un termine pratico, quindi voglio dire ha già iniziato la procedura, non ha nulla da temere, non c'è nessuna limitazione per chi ha già iniziato. Sicuramente c'è una limitazione per chi non ha ancora iniziato e pensava di iniziare cedendo il credito o ottenendo lo sconto in fattura. Questo tipo di possibilità non ce l'ha più, ma la continuerà ad avere chi ha invece prima del 16 febbraio aveva già attivato le procedure urbanistiche e amministrative per poter beneficiare di questi bonus. Quindi c'è un prima e un dopo. Chi ha già iniziato potrà completare e anzi secondo me questo decreto legge renderà più fluido e più accessibile il meccanismo della cessione. Chi stava iniziando ma non aveva ancora formalizzato l'iter amministrativo per potervi accedere, ahimè potrà sicuramente beneficiare dei bonus. Ricordiamoci, non è che sono stati tolti i bonus restano. Chi vuole ristrutturare con super bonus lo può fare, non potrà più cedere quel credito. Quindi uno degli errori forse fondamentali, uno degli slogan, anche se non hai le risorse per farlo attraverso il super bonus con la cessione del credito, non paghi e qualcuno farà i lavori e te li sconterà, questo tipo di messaggio necessariamente dovrà terminare e gli interventi potranno essere fatti però solo con risorse proprie e solo beneficiando delle detrazioni a livello fiscale in base alla propria capienza fiscale. Quindi per spiegare bene un po' com'era il vecchio bonus ristrutturazione. Assolutamente il cliente diciamo anticipa i soldi, paga quello che è l'intervento e poi lo va a scontare in base alla durata annuale, certo. Nei 5 o 10 anni a seconda di quello che sarà. C'è da dire una cosa, secondo me, mi permetta. Allora, di bonus edilizi nel bonus fiscale nel settore edilizio si parla da fine degli anni 90 e quindi da oltre 20 anni. Il super bonus cosa ha introdotto di nuovo? Ha introdotto oltre alla cifra 110% che da subito è risultata un po' strana perché una persona pensa investo 100, detraggo 110, quindi era un po' anomala nel quanto, ma soprattutto ha introdotto e agevolato questo meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura, rendendo accessibile questi strumenti anche a persone che magari non avevano la liquidità per farlo. Quindi che poi sono diciamo la maggior parte magari dei condomini, penso soprattutto ai condomini, magari non le villette singole, ma i condomini magari nelle nostre città molto spesso sono condomini vecchi da efficientare e magari abitati non da persone che hanno tutta questa disponibilità economica, no, per potersi permettere un intervento di questa portata. Due considerazioni ulteriori da fare. La prima, quando è stato previsto il super bonus era un momento di stagnazione economica, era nel pieno della pandemia, stiamo parlando del maggio 2020, sappiamo che sia per questione culturale sia per questione economica l'indotto, la casa è un bene primario a cui gran parte degli italiani ambiscono, 2/3 degli italiani posseggono una casa di proprietà e quindi culturalmente è un bene rifugio tipico facente parte della nostra cultura. Quindi c'è un indotto collegato molto importante, quindi l'intento originario era quello di creare un volano economico e questo volano è stato creato effettivamente. Di dare uno sprint insomma a un settore che poi è un motore, lo sappiamo, no? Sia culturale che economico, ma in un momento particolare, parliamo di maggio 2020, eravamo nel pieno della pandemia e non sapevamo dove saremmo andati e come si sarebbe sviluppata. Quindi questa è una considerazione fondamentale. La seconda cosa è che l'efficientamento termico e l'efficientamento sismico sono sul lungo termine un vantaggio per la collettività. Vediamo cosa è successo in Turchia, purtroppo nelle ultime settimane. È evidente che se le case vengono ristrutturate o costruite con criteri sismici, in caso di sisma ci saranno meno risorse da investire per la ricostruzione. Ci sono già dei dati oggettivi per quanto riguarda il consumo, l'efficientamento energetico ha portato un calo attorno al 30% dei costi energetici per le famiglie che hanno efficientato da un punto di vista energetico la propria abitazione per effetto dei bonus edilizi. Quindi ha portato concretamente un vantaggio per la collettività ma anche per il singolo che si è trovato a quel punto, nonostante gli aumenti di bollette a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno, ha avuto un vantaggio sicuramente concreto in termini economici, per cui ci sono stati degli abusi, ci sono state delle deformazioni, ci sono state delle patologie, assolutamente sì, però le premesse e anche i risultati concreti che ha portato sono effettivamente tangibili e utilizzabili su vasta scala per una platea ampia, questo è il concetto. Certo, non dimentichiamo appunto, lei accennava ai beni per la collettività, tanto si parla in queste ore di inquinamento, siamo in allerta rossa, no, per quanto riguarda le polveri sottili e lo smog, quindi è chiaro che efficientare dal punto di vista energetico le abitazioni, che poi d'inverno sono quelle che
producono i maggiori inquinanti, significa sicuramente avere un beneficio per la collettività e per l'ambiente nel quale viviamo. Allora, si accennava prima alle varie soluzioni per quanto riguarda la possibilità in qualche maniera di sbloccare, no, questi crediti incagliati. Si è parlato molto in queste ore anche di F24, di utilizzo degli F24. Vuole un po' spiegarci che cosa significa? Sì, è l'ipotesi più calda sul tavolo ed è quella sostenuta sia dall'associazione di categoria del mondo dell'edilizia sia dall'ABI, quindi dall'Associazione Bancaria Italiana. Quale potrebbe essere la soluzione? Oggi ci troviamo con dei crediti, si parla di circa 19 miliardi di euro, incagliati. Cosa vuol dire? Vuol dire potenzialmente utilizzabili, ma le banche sostengono di non avere più un plafond per poterli utilizzare e avendo limitato la cessione di questi crediti ci troviamo ad avere un ammontare importante di crediti non utilizzabili e non monetizzabili. La soluzione più probabile, o quella su cui stanno concentrandosi il focus e l'attenzione di tutti, è quella di prevedere l'utilizzo di questi crediti per il pagamento degli F24. Semplifico il concetto: il cittadino non necessariamente beneficiario di crediti fiscali che deve pagare un F24, con l'F24 pagare l'IVA, pagare le imposte comunali, pagare i contributi, F24 che oggi per lo più si fanno online, ma si possono ancora fare ovviamente utilizzando gli sportelli fisici bancari, quindi il cittadino deve pagare un F24 con le scadenze che il nostro sistema fiscale prevede. Quel credito, siccome passa attraverso il sistema bancario che fa da intermediario nel pagamento di queste somme, viene pagato con liquidità da parte del cittadino e viene in realtà pagato con moneta fiscale dalle banche, quindi le banche utilizzano i crediti che hanno nella propria disponibilità, questi famosi crediti incagliati, per pagare quei debiti fiscali, con il vantaggio che quella liquidità che il cittadino immette nel sistema bancario per pagare l'F24 in realtà entra nella disponibilità delle banche. Quindi per il cittadino in concreto non cambia nulla? Per il cittadino non cambia nulla, cambia che lo Stato verrà pagato con moneta fiscale e le banche monetizzeranno quei crediti fiscali attraverso la liquidità. Questo è il sistema, è un sistema molto semplice e molto lineare, perché i players in gioco ci sono, cioè il cittadino contribuente, la banca come intermediario e lo Stato. I crediti sono già nella disponibilità delle banche, le banche si limitano a pagare con moneta fiscale quello che è un debito liquido concreto pagato dal cittadino. È rapida anche nella sua attuazione, perché basterebbe poco per attuarla, quindi non è necessario, perché tra le altre ipotesi si parlava di cartolarizzazione di questi crediti, si parlava di cessione di questi crediti a Cassa Depositi e Prestiti o a SACE, quindi si parlava di soluzioni che però avevano delle complicazioni notevoli nella loro esecuzione. Questa soluzione è una soluzione abbastanza immediata, abbastanza facile, abbastanza veloce da attuare, ed è, devo dire, la più calda tra quelle all'attenzione, tra quelle sul tavolo di trattativa. Potrebbe essere un po' l'uovo di Colombo, sì, insomma, per uscire da questo. Sembrerebbe di sì, ad oggi almeno quello che le informazioni, le indiscrezioni che ci arrivano sono queste. Ecco, Avvocato, noi accennavamo prima alle truffe, perché purtroppo ne abbiamo parlato molto anche nei nostri telegiornali, sentendo vittime e protagonisti, se ne sono verificate parecchie. Peraltro proprio ieri il Presidente della Corte dei Conti ha anche sottolineato, no, come sia uno dei dati maggiormente emersi dal bilancio dell'anno che si è da poco concluso. Avete anche qualche caso particolare? Due numeri intanto e poi qualche caso. Allora, il montante complessivo dei crediti fiscali, superbonus, bonus facciate e gli altri bonus edilizi ammontano complessivamente a 120 miliardi di euro. Il comandante della Guardia di Finanza, in sede di interrogazione parlamentare, ha parlato di frodi individuate ad oggi in materia di bonus fiscali per circa 7 miliardi e mezzo di euro. Questi sono i numeri. Purtroppo il nostro sistema fiscale prevede i controlli a posteriori, non a priori, quindi sarebbe stato molto meglio che la cosa più semplice da pensare: ti autorizza a fare dei lavori, verifico in quel momento in cui tu abbia il diritto di beneficiare dei bonus, una volta che ti do il semaforo verde, quei bonus possono essere concessi. Purtroppo il nostro sistema, per come è strutturato, non prevede un controllo
controllo preliminare. I controlli dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sono controlli a posteriori. Ricordiamo che fino a 5 anni da quando è stato utilizzato il credito potranno essere verificati e i controlli sono in atto, stanno massicciamente controllando, perché purtroppo per due motivi. In primis giustamente, anche perché insomma certo, è denaro pubblico. Dico purtroppo per questo, perché purtroppo è doveroso farlo e le istituzioni servono a questo. Purtroppo dico che la norma originaria era molto scarna, è stata corretta ed è stata implementata ed esplicitata in corso d'opera, e questa modifica in corso d'opera ha portato anche chi ha operato in modo assolutamente in buona fede, in modo assolutamente corretto, si è trovato ad avere delle modifiche e dei cambiamenti nell'applicazione della norma strada facendo. A questi si aggiungono, quindi questi sono gli errori, diciamo, in buona fede fatti da chiunque, perché la norma era scarna nella sua esplicitazione. Poi purtroppo ci sono anche dei soggetti invece che hanno utilizzato, hanno visto in questi bonus delle opportunità illecite, illegittime di vantaggio e di guadagno. Faccio 3 casi, insomma, un po' perché li abbiamo purtroppo visti e li continuiamo a vedere e li continueremo a vedere. I 3 casi tipici di frodi verificatisi. Il primo caso era di chi dava l'incarico per il bonus, super bonus, si impegnava con un'impresa per fare determinati lavori e l'impresa diceva: no, guarda che a fronte di un investimento X, buona parte di questo investimento te lo sconti in fattura, per cui il tuo carico economico sarà assolutamente modesto. Chiedeva la delega alla cessione del credito, questa impresa otteneva la cessione del credito, quindi otteneva il credito già dallo Stato, ma poi non faceva i lavori. Quindi uno dei primi casi che vediamo purtroppo costantemente, quotidianamente, sono di lavori super bonus di efficientamento regolarmente contabilizzati, regolarmente contrattualizzati, ma che poi non venivano realizzati. Quindi il contribuente, ricordiamo che lo Stato va dal contribuente, non dal cessionario, a recuperare il credito. Quindi se io ho ceduto il credito, anche se quel credito non l'ho monetizzato e non ho ottenuto i lavori, io comunque rispondo rispetto al fisco, rispetto all'erario di quel credito che mi è stato riconosciuto. Quindi oltre il danno la beffa, sì, perché mi trovo ad aver ceduto il credito, a dover pagarlo, a restituirlo allo Stato con le sanzioni e a magari non aver ottenuto il lavoro. I lavori. Questa è una cosa, una delle truffe più diffuse e più comuni. Altra tipologia di truffa era di quei soggetti che si facevano dare delle somme per agevolare, per fare tutte le pratiche urbanistiche, amministrative e tecniche per l'ottenimento di questi bonus. Pratiche complesse, ci sono asseverazioni, ci sono controlli, ci sono preziari, quindi ci sono diversi profili da controllare e si facevano pagare delle fee, delle quote per agevolare, per svolgere queste pratiche che poi però non facevano. Terzo caso, a me è capitato anche recentemente, di soggetti, a questo punto operatori del settore, che si trovano ad avere molti crediti acquisiti per effetto dello sconto in fattura, penso a società edili, penso a società nella termoidraulica, a società elettriche, che si trovano ad aver scontato, soprattutto all'inizio, molti lavori, quindi fatto molti lavori con lo sconto in fattura, avere nel proprio cassetto fiscale dei crediti importanti che non riescono a liquidare perché le banche oggettivamente, soprattutto negli ultimi 6 mesi, nell'ultimo anno, hanno frenato, se non bloccato, hanno frenato notevolmente. A questo punto si sono affacciati al mercato soggetti terzi che si sono impegnati ad acquistare questi crediti, chiedendo anche qui delle percentuali, chiedendo delle penali, quindi prevedendo delle forme di contrattualizzazione. Ho avuto un caso di una società di diritto americano gestita da italiani che applicava nel contratto della cessione del credito la legge estone, la giurisdizione estone. È evidente che questo meccanismo è un meccanismo anomalo che nasconde un intento probabilmente fraudolento. Per cui le 3 tipologie di truffe che io vedo: lavori pagati come sotto forma della cessione del credito e non realizzati, costi o commissioni pagate per ottenere dei vantaggi che poi non si sono ottenuti, e addirittura per gli operatori del settore soggetti fraudolenti o poco limpidi che si sono affacciati promettendo l'acquisto del credito ma in realtà volendo ottenere altre cose sotto forma di penali o sotto forma anche qui di provvigioni sulla cessione del credito. Quindi è vero, purtroppo queste situazioni sono alla luce del giorno, le vediamo quotidianamente nella cronaca giudiziaria e temo che le continueremo a vedere anche
nei prossimi anni, perché purtroppo a fianco di operatori sani e corretti ci sono stati anche molti operatori che hanno invece approfittato di un'opportunità finanziaria, da un punto di vista finanziario importante. Se abbiamo detto che il montante dei bonus è di 120 miliardi, capiamo che la torta è una torta estremamente ghiotta. Sì. Avvocato, io la ringrazio davvero per essere stato con noi e per averci fornito in un panorama insomma così ampio, molti chiarimenti su questo argomento del quale insomma vedremo prossimamente insomma quelli che sono gli sviluppi. Allora grazie mille, grazie ad Andrea Codemo, avvocato tributarista. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Saluto il nostro prossimo ospite, ringrazio per essere qui con noi Mauro D'Alzilio, presidente dell'Ater di Treviso. Buongiorno Presidente, grazie. Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti. Ecco, allora stavamo parlando prima della pubblicità con l'avvocato Codemo del super bonus 110% e di tutti quelli che sono i cambiamenti intervenuti per imprese e famiglie con il decreto legge che è stato appunto licenziato dal governo la settimana scorsa. Cambiamenti che riguardano però anche le case Ater, no? Anzi riguardano parecchio le case Ater, perché si confidava molto, no, Presidente, in questo incentivo per poter in qualche maniera efficientare e risistemare molte case che insomma hanno una certa età e hanno non pochi problemi. Sicuramente sì, questa era una grande opportunità che noi attendavamo con ansia, come Ater Treviso, tutte le Ater Veneto, le 7 Ater Veneto, ma anche a livello nazionale. Per quello che è il passato noi siamo riusciti a intervenire su circa un centinaio di alloggi, andando a coprire quella che è la possibilità di recupero che è l'IRES per l'azienda che rappresento, che sono circa i 2 milioni di euro, e noi quegli investimenti li abbiamo fatti. Li abbiamo fatti senza utilizzare la cessione di credito, senza utilizzare lo sconto in fattura, perché ovviamente le aziende è normale, erano più rivolte alle aziende private, ai privati. E quindi si confidava che con questo nuovo decreto ci fosse uno spazio e un occhio di riguardo per quello che era l'edilizia pubblica. Questo non è avvenuto e ci mette sicuramente in difficoltà, per l'efficientamento degli edifici, ma anche per tutti quegli interventi che potevamo sfruttare quello che è ad esempio il bonus sismico, che anche in questo caso ci viene negato perché non possiamo più cedere il credito e la nostra capienza fiscale l'abbiamo già coperta col precedente strumento. Ecco, quindi di fatto diciamo ha qualche numero anche da darci per capire in provincia di Treviso insomma la situazione attuale, quanti cantieri sono rimasti al palo, quanti si riuscirà invece in qualche modo a portare a termine? Allora, per quanto riguarda Ater Treviso, parlare di cantieri al palo non possiamo, perché Ater lavora esclusivamente su copertura fiscale e economica, chiedo scusa, e sicuramente non può andare, non siamo mai andati in sconto in fattura. Quelli che abbiamo cantierato, cioè circa un centinaio di alloggi che vanno da Treviso a Vazzola a Conegliano, li abbiamo ultimati perché il paniere è stato coperto totalmente e quindi non abbiamo sospesi. Il nostro obiettivo era quello di poter intervenire in nuovi edifici, perché quindi un centinaio siete riusciti a farlo attraverso la propria capienza fiscale, certo, quindi senza ricorrere a nessun tipo di, di sconto, diciamo, comunque di cessione del credito, bloccato da quest'ultima norma che a voi quindi a questo punto non interessa. Per noi l'IRES, per Ater Treviso, l'IRES aggira intorno ai 400.000 euro all'anno e noi abbiamo fatto, visto che sono 5 anni, abbiamo fatto investimenti per circa 2 milioni e quindi l'abbiamo coperta totalmente. Si sperava di poter accedere allo sconto in fattura, cosa che adesso non è più possibile, o perlomeno speriamo, visto che come Ater Treviso, come Venete, Arav e anche come Federcasa ci stiamo muovendo con il governo per vedere se riusciamo ad avere qualche spiraglio in modo tale che anche noi possiamo dare una risposta ai cittadini, perché al caro bollette non è che possiamo rispondere sostituendoci al privato, ma possiamo rispondere esclusivamente a cercare di efficientare quegli edifici che noi diamo in uso. Ecco, quanti sarebbero gli edifici, Presidente, che avrebbero bisogno di una
di un intervento e che a voi piacerebbe, diciamo, in qualche maniera riuscire a dare una risposta? Gli edifici sono svariate centinaia di edifici. Perché pensiamo che il patrimonio immobiliare di Ater è abbastanza vecchio. Noi abbiamo edifici dell'ex demanio, quindi parliamo del dopoguerra, abbiamo edifici negli anni 80 che anche quelli andrebbero efficientati, quindi esclusivamente gli ultimi sono fuori, quindi parlare di numeri sono tanti. Quindi ipotizzare, diciamo, un intervento per quanti correttivi o insomma aiuti potessero arrivare è dura. È estremamente dura, però noi cerchiamo di rivolgerci sempre a quelli più energivori, quelli più vecchi. E dopo una cosa che non abbiamo detto è che dove Ater non è proprietario esclusivo, perché quegli centinaio è dove abbiamo palazzine di proprietà esclusiva nostra, dove non siamo proprietari esclusivi ma abbiamo delle parti che sono di privati, noi abbiamo sempre cercato di aderire a quelle che erano le volontà degli amministratori di condominio e quindi del condominio stesso, facendo gli interventi dove era possibile e quindi dove la spesa non era eccessiva, e in quei casi là siamo intervenuti sempre con lo sconto in fattura, perché i privati intervengono con lo sconto in fattura. Quindi in quel caso era possibile anche per l'Ater? Certo, ma noi possiamo fare lo sconto in fattura, è che su un palazzo magari da 1 milione di euro era difficile trovare un'azienda che si portasse a casa un credito di questo tipo. Certo, che è poi il problema che hanno incontrato anche tanti privati, no? Ovviamente. Esatto. Ecco, a fronte di tutta questa situazione, Presidente, quali sono gli elementi che la preoccupano di più? Il continuo aumento di quelli che sono i costi di gestione, il continuo aumento della difficoltà abitativa generale e il mancato pagamento delle spese condominiali. Noi ci troviamo in tanti casi con affitti. Voi sapete che l'affitto minimo per gli alloggi ERP è di 40 euro e l'affitto medio complessivo di tutti i nostri beni è intorno agli 80. La linea di galleggiamento per gestire un immobile è a 90, quindi siamo già in perdita. Quando ci troviamo nuclei familiari in difficoltà che pagano 40 euro di bolletta e poi si trovano a pagare 500-600 euro di spese condominiali al mese, perché questo avviene, capite che c'è un divario totale e non possiamo andare a incolpare i 40 euro d'affitto nella difficoltà della famiglia, ma la difficoltà è nella gestione, nel pagare le bollette. E quindi più di questo Ater è difficile che possa fare, perché più di questo bisognerebbe che qualcuno intervenisse nel dare un aiuto al pagamento delle bollette delle famiglie, cosa che non possiamo noi sostituirsi, perché noi siamo un ente strumentale dedicati alla gestione del bene pubblico. E tra l'altro qui diciamo è un cane che si morde la coda, certo, alla fine, no? Il paradosso è che magari proprio queste famiglie che ovviamente hanno delle oggettive, insomma, difficoltà economiche, si trovano a pagare bollette ancora più care rispetto ad altri cittadini che magari hanno avuto i soldi per efficientare la propria abitazione, cambiare i serramenti, fare il cappotto, sostituire la caldaia, quindi rendere meno energivora l'abitazione. Quindi magari molto spesso queste persone abitano in quelle che sono anche le abitazioni più energivore, quindi si trovano a dover pagare le spese più care, più alte. Purtroppo è così, solo che, come dicevamo poc'anzi, se ci danno la possibilità noi magari possiamo avere uno spiraglio di intervenire anche in questi edifici, ma con questo decreto ci hanno chiuso la porta in faccia, brutalmente. Ripeto, come Novacco, che è il presidente di Federcasa, ci stiamo muovendo con il governo per cercare di fargli fare capire che le difficoltà sono questi nuclei familiari e ci lasciano la possibilità di dargli una mano. Ecco, Presidente, partendo da questo, no, e da quanto si diceva anche prima con l'Avvocato proprio su quelli che sono i cambiamenti che intervengono con questo decreto. Ora, non è che gli incentivi non ci siano più, ci sono, ma non più con lo sconto in fattura, con la cessione del credito, significa che appunto una persona deve pagare per intero l'intervento e poi andrà a scontarlo sulle tasse in 5 o 10 anni a seconda di quello che verrà poi stabilito. È
chiaro naturalmente che per scontare delle cifre importanti come queste uno deve pagarne davvero tante di tasse, quindi deve avere un reddito molto alto, per cui alla fine non si rischia che questi aiuti o queste opportunità, diciamo, in qualche modo vengano date alle persone più abbienti, e alla fine chi vive nelle case popolari, come in questo caso, si trova pure beffato anche in questo senso. Condivido pienamente con lei, ma ne è esempio eclatante quello che hanno fatto, che non c'entra qui, sugli alloggi singoli. Quando parlano di case unifamiliari, avere la possibilità di accedere a quello che non è più il 110 ma sarà il 90, e parlano di un ISEE da 15.000 euro. Mi scusi, ma uno che ha una casa singola è ben difficile che abbia un ISEE da 15.000, quindi magari ci voleva un po' di coraggio e dire che non farlo proprio, perché questa è una presa in giro. Quindi lei insomma sta sfondando un po' quella che credo sia una porta aperta in tante famiglie, no? In queste settimane. C'è anche un'altra domanda che le volevo fare, Presidente, ed è relativo al bando per le case popolari a Treviso. Se ne è molto parlato, sappiamo, insomma, per ricapitolare un po' quella che è la vicenda, che dopo l'indagine, l'inchiesta che c'è stata, il Comune ha deciso di annullare la graduatoria e di rifare il bando che si chiude mi aiuti Presidente, allora, a fine marzo, giusto? O a fine febbraio? Abbiamo avuto incarico dal Comune di Treviso di fare la raccolta e l'istruttoria delle domande per gli alloggi popolari di Treviso. La raccolta delle domande per normativa, ai sensi della 39, può andare da un minimo di 30 giorni a un massimo di 60 giorni. Come indicazioni che ci è stato dato dal Comune è quella di tenerla aperta per 45 giorni, quindi dal 15 di gennaio a fine febbraio, quindi andiamo a chiudere a breve la raccolta. Ad avviso mio, mi scusi, però la questione è stata abbastanza strumentalizzata, perché mi corre l'obbligo di ringraziare tutti i dipendenti di Ater, tutte le persone che ci hanno lavorato, perché hanno fatto un lavoro egregio. Con il Comune di Treviso si era ipotizzato una raccolta di circa 600 domande. Noi ad oggi abbiamo coperto abbondantemente quelle 600 domande, che sono state protocollate e parzialmente chiuse, e con gli appuntamenti che abbiamo da qua a fine mese chiudiamo tutti quanti. Quindi il lavoro è stato fatto abbondante. Le prime risposte che abbiamo dato come gli uffici agli utenti, che non c'era più spazio, questo è avvenuto venerdì, a 3 giorni dalla scadenza del bando. Mi scusi, però una persona che si preoccupa di fare la domanda a 3 giorni dalla scadenza probabilmente non è così un numero esagerato. C'è stato però un problema di ISEE, no? Perché va benissimo che il Comune, in molti non sono riusciti ad avere l'ISEE che serviva per presentare la domanda, proprio perché CAF e patronati sono un po' intasati dal lavoro, e quindi per curiosità mia e per sfatare la questione, ho chiamato personalmente un CAF chiedendogli quali erano i tempi per avere, e non presentandomi come Presidente Ater, mi sono presentato come cittadino comune. Ho chiesto quali erano i tempi e a 15 giorni, 20 giorni dalla scadenza del bando avrei potuto avere l'ISEE anch'io. Quindi va benissimo tutto. Noi raccogliamo i dati, abbiamo coperto abbondantemente quello che era la richiesta del Comune. Questa mattina mi sono interfacciato con l'assessore sociale, perché anch'io ho letto i giornali questa mattina di quell'articolo là, mi sono interfacciato che con è stato contattato il prefetto dalla civica, da Franco Rosi, no? Da Franco Rosi ha depositato un documento al prefetto che non conosco, quindi io mi sono preoccupato di sentire l'assessore sociale, la Gloria Tessarollo, la quale mi ha confermato che sembrerebbe ci sia questa volontà, quindi io lascio a loro la decisione di prorogare per quelli che sono i 15 giorni possibili previsti per la legge. Però questa proroga non
potrà più vedere come attore Ater, perché noi non abbiamo più la possibilità, perché noi avevamo fatto delle assunzioni a tempo determinato, avevamo una programmazione per quello che c'era stato dato l'incarico, quindi ad oggi noi per martedì, mercoledì non è che possa recuperare della gente così, che delle persone preparate a risolvere, a dare risposte. Quindi ad oggi, se la volontà del Comune sarà questa, la palla tornerà al Comune, il quale con i propri uffici cercherà di dare risposta a forse una decina di domande, perché di più di quelle non penso ce ne siano. Quindi in non questi 3 sono giorni. molte, No, secondo lei, quelle che sono rimaste fuori al momento? Ripeto, giovedì un caso eclatante, ci ha chiamato una signora e eravamo lì per chiudere. Questa signora aveva appuntamento l'8 di febbraio, non ha avuto il buon senso né di chiamare perché non si è presentata e né di giustificare la sua assenza. A 4 giorni dalla chiusura voleva un altro appuntamento perché si era dimenticata l'altra volta. Ci vuole anche un po' di responsabilità. Però abbiamo trovato una risposta anche per lei, perché gli abbiamo dato l'appuntamento. Quindi giovedì. siamo riusciti a combinare anche lei. Comunque a Quindi, combinare. ripeto, da venerdì noi abbiamo chiuso i posti, però la programmazione sono 3 giorni. Quindi vedremo adesso che cosa deciderà di fare il Comune, se deciderà di prorogare. Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie quindi a Mauro D'Alzilio, Presidente dell'Ater di Treviso, e buon lavoro naturalmente. Grazie a lei e buon weekend a tutti. Grazie. Allora noi ora restiamo a Treviso ma con la cronaca, perché torniamo a parlare di quell'episodio che ha scioccato davvero la città ed è relativo all'aggressione che c'è stata all'Istituto Turazza, che ha visto protagonisti 2 studenti, un 17enne colpito con un taglierino da un 16enne. Le indagini della polizia vanno avanti. Vediamo il servizio. Sentito informalmente, il 17enne accoltellato ha confermato la ricostruzione della prima ora. La lite sarebbe nata per uno screzio su chi avesse messo i soldi nella macchinetta del caffè. Minuto dopo minuto la polizia sta delineando il contesto e il quadro dell'aggressione shock avvenuta all'Istituto Turazza in pieno mattino. Gli agenti hanno sentito anche nelle scorse ore i compagni di scuola presenti all'aggressione, gli stessi che nell'immediatezza avevano parlato di sangue ovunque. Il 16enne di origini albanesi che ha estratto il coltellino e ha colpito il 17enne di famiglia marocchina ora si trova nei guai per lesioni con un fascicolo aperto presso la procura dei minori. Insomma, un battibecco finito male ma che poteva finire molto peggio. Il coltello non ha colpito organi vitali e il 17enne dopo qualche ora al pronto soccorso, come confermano dall'ULSS 2, è stato rimandato a casa con qualche ferita superficiale, un fatto che interroga per certi versi inedito in una città come Treviso. Devo dire che è un episodio che ha lasciato, credo, tutti quanti noi abbastanza scioccati. Quando poi veniamo a sentire appunto notizie come queste, devo dire che ci lasciano sempre più perplessi, perché vuol dire che qualcosa sta sfuggendo, non nella scuola, perché a scuola veramente i ragazzi sono pressoché blindati, però la realtà è che fuori qualcosa probabilmente si è ingrippato in un meccanismo anche forse educativo, o forse in messaggi educativi che non sono più così corretti come probabilmente lo erano in passato. Un'iniziativa di prevenzione, dice l'assessore, non può prescindere dalle famiglie. Certo, l'impresa si fa sempre più ardua. Operiamo con i genitori perché abbiamo capito che ormai è sempre più necessario il collegamento diretto con le famiglie, perché poi sono loro che trasferiscono anche ai figli, e quindi su questo ci stiamo muovendo tutti coordinati. Però la realtà è che i tempi sono molto difficili e probabilmente i messaggi proprio di un contesto generale, sociale, sono dei messaggi ormai un po' fuorvianti. Ecco, allora questo il servizio relativo a questo episodio, insomma, che ha scioccato la comunità trevigiana. Noi ora però affrontiamo un argomento diverso ma di grandissima attualità in questi giorni, ed è quello della siccità. Abbiamo qui con noi, e lo ringrazio, Amedeo Gerolimetto, Presidente del Consorzio di Bonifica Piave. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti voi. E grazie per essere con noi. Una questione che sta davvero preoccupando molto lo stesso Ministro. Ieri Ministro Picchetto all'Ambiente ha detto che si ipotizza un commissario e un razionamento dell'acqua, non solo per l'irrigazione ma addirittura per l'acqua potabile. È davvero, insomma, una situazione di grande allarme.
Sicuramente quest'anno si presenta in condizioni ancora più difficoltose rispetto all'anno scorso, perché di fatto la piovosità in pianura non c'è. In montagna abbiamo avuto un po' di neve in più all'inizio della stagione, che però adesso con le alte temperature favorisce già un disgelo anticipato, e questo evidentemente non va bene, perché il disgelo della neve sarebbe importantissimo venisse più avanti possibile, perché proprio grazie Peraltro allo poca scioglimento, neve, perché in effetti non ha nevicato molto. poco più dell'anno scorso, e quella neve sarebbe indispensabile proprio per riuscire a rimpinguare poi i laghi nel periodo estivo, quando servono veramente poi come bacini per l'irrigazione in pianura. Ecco, allora proprio ieri avete avuto un incontro con gli assessori regionali Federico Caner e Giampaolo Bottaccin per fare un po' il punto della situazione. Vorrei che sentissimo insieme l'intervista all'assessore Caner, che abbiamo appunto sentito proprio ieri, così poi commentiamo e facciamo un po' il punto della situazione. Sentiamo. Sta preoccupando, diciamo, il mondo dei consorzi di bonifica, sta preoccupando la Regione Veneto, sta preoccupando il mondo dell'agricoltura, ma è ovvio che se continuiamo così, insomma, la difficoltà di poter reperire acqua anche per il consumo umano è probabile. Ovviamente non adesso, non è un'emergenza attuale, ora è un'emergenza agricola, ma proprio stamattina io ho convocato i consorzi di bonifica per fare il punto della situazione, capire quali sono le loro esigenze, capire cosa noi possiamo fare. Ho portato proprio oggi in giunta una delibera che da questo punto di vista fa una ricognizione sul territorio di quelli che sono anche i bacini che potremmo utilizzare, penso alle cave dismesse. Certo che sono investimenti a lunga gittata, quindi non possono risolvere il problema, diciamo, nell'immediatezza, però è anche vero che da qualche parte bisogna cominciare, perché il problema della mancanza di risorsa idrica non è un problema soltanto contingente, ma lo sarà anche per i prossimi anni. Ecco, ma quindi che cosa si può fare quest'anno, nell'immediato, anche perché si rischia veramente una stagione primaverile ed estiva difficilissima. I bacini idrici montani sono a dei livelli bassissimi, neve ce n'è poca e quindi non andrà a rimpinguare quando si scioglierà, per cui che cosa si può fare? Attualmente l'unica cosa che possiamo fare, se non piove, è quella di razionalizzare l'acqua che abbiamo, e quindi questo per il momento per l'uso agricolo, quindi metterci d'accordo anche con le regioni contermini, in particolare le province autonome di Trento e di Bolzano, e utilizzare questa risorsa in maniera adeguata, quindi evitare che ci siano sprechi e dal punto di vista agricolo, e un domani, se continua la persistenza della non piovosità, anche per l'uso umano. Questo è un piano che possiamo già mettere in piedi. Attuare tutte quelle deroghe che la legge nazionale ci permette, che stiamo già facendo. Il collega Bottaccin, che segue l'ambiente con l'autorità di bacino, si sta già muovendo in questo senso, e poi ovviamente bisogna mettere in cantiere quelle infrastrutture necessarie anche per il dopodomani. Oggi c'è stato un intervento molto importante del ministro Lollobrigida, che ha dato la disponibilità, e questo mi fa particolarmente piacere perché è stata una richiesta delle regioni, in particolare della mia commissione, la Commissione Politica Agricole, che io presiedo come coordinatore. Abbiamo chiesto al Ministro di mettere un piano pluriennale sul tema dei bacini, degli invasi, e ovviamente anche risorse. Abbiamo chiesto 5 miliardi di euro per i prossimi anni, con una legge finanziaria, diciamo, a bilancio ad hoc per questa emergenza. Quindi sono molteplici gli interventi da fare, alcuni nell'immediato, alcuni in prospettiva. Anche una campagna di sensibilizzazione ai cittadini, perché forse nel nostro territorio ancora tante persone non hanno capito la preziosità e l'importanza di questa risorsa che è l'acqua. Assolutamente sì, il cittadino deve rendersi conto che bisogna incominciare a risparmiare acqua. Devo dire che qualcuno lo sta già facendo, un po' di senso civico fortunatamente nella nostra regione c'è, ma io dico sempre, sembra banale, ma insomma cercare di non tenere l'acqua aperta dei rubinetti quando non serve, cercare di utilizzarla al meglio possibile, recuperare l'acqua piovana, per esempio, se dobbiamo utilizzarla per altri mezzi che non siano quelli potabili. Questa è una sollecitazione che io farò, e poi, se persiste questa siccità, noi dovremo anche con le associazioni di categoria del mondo agricolo ragionare su quali sono, per esempio, le produzioni strategiche che necessitano di acqua, e quali invece fare una scelta
no? Di tipo, diciamo, anche valoriale, se mi permettete, nel decidere di non coltivarle, perché ovviamente io spero che non arriveremo a questo livello, nel senso che tra l'altro la prossima settimana dicono che molto probabilmente la pioggia arriverà e quindi siamo tutti in attesa, però voglio dire, dobbiamo anche pensare a uno scenario difficile. Il nostro compito è quello di progettare e prevedere anche dei scenari difficili. Quindi addio mais, riso? Bisogna, non dico addio, però bisogna capire che se l'acqua è quella va spesa e riutilizzata nelle culture che magari con meno acqua danno di più. Questo è un ragionamento che bisognerà fare, e devo dire che il mondo agricolo lo sta già facendo. Per esempio, si è provveduto molto di più alla semina del frumento rispetto al mais. Il frumento si raccoglie prima, usa meno acqua del mais, quindi già in maniera naturale il mondo agricolo questa attenzione l'ha avuta. Ecco, credo che sia importante mettere in piedi un tavolo di coordinamento tra Regione Veneto, consorzi di bonifica e associazioni di categoria per ragionare anche in questo modo. Ecco, allora, Gero Limetto, queste le parole dell'assessore, insomma la situazione preoccupa e non poco, no? La situazione preoccupa, come si diceva prima, siamo in condizioni un po' più delicate rispetto all'anno scorso, però noi, diciamo così, visto dal mio punto di vista come Presidente del Consorzio di Bonifica Piave, diciamo che siamo in un sistema dove tutto è all'interno della stessa regione. Noi abbiamo i nostri laghi che normalmente utilizziamo come invasi per l'irrigazione durante l'estate, e per noi è fondamentale, diciamo, che succeda un po' quello che era successo l'anno scorso in emergenza, cioè che nelle zone montane piova, perché l'irrigazione in pianura è possibile tanto quanto noi riusciamo regolarmente a ricaricare i laghi, perché i laghi nel momento in cui che purtroppo adesso sono nel momento come livello di invaso, diciamo così, come massa complessiva dei 3 laghi principali, lasciamo stare i laghi minori, i 3 laghi principali siamo più o meno a livello dell'anno scorso. Che sono il lago di Santa Croce, lago di Santa Croce, lago di Pieve di Cadore e il lago del Mis. Questi sono i 3 bacini principali che servono per il Consorzio Piave. Ecco, diciamo. È evidente che i laghi poi servono indubbiamente e vengono tutelati e vengono gestiti, e c'è sempre una diaspora un po' in corso con le zone di montagna, i rivierasche, perché attorno a questi evidentemente vive il turismo, che è una cosa lo stesso importante, viene danneggiato nel momento in cui questi laghi vanno al minimo di livello. Però diciamo che tutto questo, se riusciamo a gestirlo come l'abbiamo gestito l'anno scorso e possiamo contare sulle piogge dell'anno scorso, che però non sappiamo, dipende dalla natura questo, in qualche modo si riuscirebbe, diciamo così, ripetendo la situazione, a riuscire a garantire in qualche modo il minimo necessario per garantire la stagione agricola e irrigua. Tutto dipende però dalle piogge estive, questo voglio sottolineare, che a volte non lo si pensa fino in fondo, che però è fondamentale quello, la piovosità in montagna d'estate, quella determina il funzionamento del sistema irriguo del Consorzio Piave. Ecco, per quanto riguarda poi gli altri consorzi, no, lei dice la situazione per fortuna è molto delicata, perché basti guardare il Piave. Ci sono servizi ogni giorno, ormai vediamo che anche le cronache televisive, tutto sommato... Il Po, non il Piave. Il Po, scusi, sì, il Po, volevo dire il Po. Ecco, è una situazione drammatica, perché non l'abbiamo mai visto a questo livello, e questo condiziona non solo l'irrigazione, ma è strettamente legato anche all'approvvigionamento per quel che riguarda l'utilizzo civile, naturalmente. Ecco. E questo è un aspetto molto delicato. Ecco, non si rischia un po', lei diceva per il nostro consorzio fortunatamente no, perché rimane tutto nell'ambito veneto, per altre zone della nostra regione invece come una cosiddetta guerra tra regioni, perché il Veneto le chiede al Trentino, il Trentino proprio oggi dice no, acqua ce n'è poca, non ne abbiamo neanche per noi, quindi la tratteniamo nei nostri laghi. Alla fine però credo come che dire, qui, siamo tutti nella stessa barca, no? Serve una programmazione generale. È fondamentale, secondo me, in questi casi sicuramente una regia superiore che possa effettivamente stabilire cosa è giusto nell'interesse generale delle persone. Non c'è nessuno che può scappare con il pallone in questo caso. Non è una partita di calcio, è una cosa molto seria che riguarda l'economia, che riguarda la popolazione. Perciò su queste cose non si può
ripeto, scappare col pallone e andarsene. Ecco, bisogna essere al tavolo, bisogna essere in partita e giocare in maniera obiettiva, seria, e qua tutti devono dimostrare una maturità. Ecco, quindi diciamo ognuno deve fare la propria parte. Si accennava prima l'assessore anche a un dialogo aperto con le associazioni degli agricoltori per quanto riguarda le colture, perché inevitabilmente purtroppo le notizie che ci arrivano anche dagli scienziati su quelli che sono i mutamenti climatici ormai avviati e ormai anche alcuni difficilmente reversibili, si va in questa direzione, insomma, no? E quindi forse anche ripensare un po' quello che è l'intero sistema dell'agricoltura, dell'irrigazione, di quelle che sono le abitudini anche dei cittadini poi. Non c'è ombra di dubbio che su queste cose bisogna fare un focus particolare e attento e fare una programmazione molto seria. Però la prima cosa, secondo me, che dobbiamo fare in assoluto è quella di cercare di trattenere l'acqua che arriva dall'alto. Perché in questo modo, e prima ricordava giustamente l'assessore, se noi riusciamo a realizzare gli invasi in modo appropriato, questi sicuramente ci aiutano, ma ci aiutano sia per l'irrigazione, ma soprattutto ci aiutano anche per garantire tutto l'ecosistema, cioè ci permettono anche di creare le condizioni per la ricarica delle falde, che è una cosa delicatissima e importantissima, che è l'aspetto per cui noi come consorzio, in linea di principio, siamo sempre contrari a prelevare l'acqua per uso irriguo dalla falda, perché la falda va preservata per l'uso umano, mentre dobbiamo cercare di fare tutto quello che è possibile fare in questo periodo per trattenere l'acqua che viene in superficie, che abbiamo in superficie. Insomma. Come siamo con le falde? Con le falde siamo sostanzialmente a un minimo storico, perché da questo punto di vista, sia con facendo riferimento al monitoraggio che sta sviluppando, che sta portando avanti l'ARPA, noi non abbiamo mai raggiunto un livello così basso da quando si fanno le verifiche del livello delle falde nelle nostre zone. Siamo sotto di 30-40 centimetri rispetto al minimo storico. Questo ci dice perfettamente dove siamo, insomma dove stiamo andando. I fiumi di risorgiva, i corsi d'acqua di risorgiva, vediamo che si stanno abbassando notevolmente, proprio perché non abbiamo acqua in superficie in questo periodo. Ecco, questo che cosa comporta, Presidente? Perché un conto è dirlo, poi un conto è vedere quelle che sono le conseguenze. Questo ci preoccupa perché ci rendiamo conto effettivamente dell'importanza e della preziosità di questo bene che è l'acqua. Noi come consorzio cosa stiamo facendo nell'immediato? Per esempio abbiamo attivato tutta una serie di progettazioni, abbiamo partecipato ai bandi anche nazionali e speriamo che adesso con le anticipazioni che ieri proprio in riunione ci ha dato l'assessore Caner, a livello di Ministero dell'Ambiente mettono a disposizione delle risorse per riuscire anche a far sì che sia a realizzare gli invasi, ma dall'altro canto anche a finanziare la trasformazione irrigua. Perché dico la trasformazione irrigua? Perché se noi andiamo a vedere un sistema di irrigazione a scorrimento, per esempio, usa 1,2 litri al secondo come area, mentre un'irrigazione a pioggia ne utilizzerebbe metà, cioè gli impianti a pressione, che è quelli che noi stiamo progettando, o addirittura l'irrigazione a goccia che abbiamo nelle culture specializzate, dove abbiamo l'utilizzo addirittura di un quarto dell'acqua per garantire la stessa produzione a parità di superficie. Quindi insomma ci sono queste anche sono scelte importantissime che anche a fronte di una riduzione di disponibilità di acqua consentirebbe di garantire anche le attività delle imprese agricole, perché non dobbiamo dimenticarlo che se da un lato si possono anche orientare le produzioni, ma se noi vogliamo garantire le produzioni di qualità che abbiamo sul nostro territorio, parliamo di tutti i prodotti che di fatto ci vengono invidiati, che sono in parte anche il motore del turismo, dell'economia del nostro territorio, ecco, se noi vogliamo garantire questi, e dobbiamo garantirli se vogliamo garantire l'afflusso anche dei turisti per certi aspetti, oltre che poter gustare e poter avere a disposizione queste produzioni, dobbiamo riuscire a produrre col minor dispendio di energie, cioè di acqua, per riuscire a produrli. Perciò la variazione delle produzioni è qualcosa attorno al quale bisognerà ragionare, però io credo che la prima cosa che dobbiamo riuscire a fare è trattenere l'acqua che abbiamo a disposizione e cercare di utilizzarne il meno possibile per ottenere lo stesso effetto. E quindi insomma
l'investimento però è indispensabile, perché sono investimenti strutturali importantissimi, anche perché noi non dimentichiamo mai che come Consorzio Piave noi possiamo realizzare strutture nella misura in cui queste vengono finanziate, questo per statuto, per norma. Le risorse che ci danno i contribuenti invece vengono utilizzate esclusivamente per le manutenzioni e per il funzionamento delle strutture. Tanto è vero che proprio in questi giorni, purtroppo, sempre parlando di queste cose, l'anno scorso abbiamo consumato più di 3 volte la potenza e anche le somme necessarie per garantire il funzionamento degli impianti, e abbiamo dovuto chiedere un'integrazione ai nostri consorziati per riuscire a ripetere il servizio anche quest'anno. Perché quando manca l'acqua costa anche di più dare quella oltretutto, e poi c'è stato tutto l'aumento del costo dell'energia che è triplicato, perciò abbiamo avuto un maggiore consumo di kilowattora e una triplicazione del costo dell'energia. Perciò queste due cose messe assieme ci hanno provocato uno sconquasso, diciamo, del bilancio, che tra l'altro tra le pieghe del bilancio, siccome ci mancavano quasi 4 milioni per coprire la differenza, 2 milioni siamo riusciti a recuperarli con maggiori economie e scelte diverse all'interno del funzionamento del consorzio, e altri 2 milioni abbiamo dovuto invece chiederli agli utenti. E questo non fa piacere in un momento soprattutto di difficoltà come questo. Certo. Magari soffre un po' meno chi ha la fortuna di gestire il prosecco, ma soffre molto di più chi ha il mondo del latte e della carne, che già di per sé come mercato e come momento particolare sta soffrendo moltissimo. Certo, io la ringrazio davvero Gerolimetto per essere stato con noi, e spero che comunque questi approfondimenti che facciamo servano anche per far capire un po' a tutte le persone davvero quanto preziosa ed importante sia la risorsa idrica e quanto quindi sia importante anche che ciascuno nel proprio piccolo faccia la propria parte per preservare questa risorsa così preziosa. Grazie ad Amedeo Gerolimetto, presidente del Consorzio di Bonifica Piave. Grazie a tutti voi. Ecco, noi ora ci fermiamo per la pubblicità, il meteo, la pubblicità, subito dopo torniamo in diretta con il nostro telegiornale. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Solo qualche disturbo sul nostro territorio, ma il clima mite ha le ore contate a causa di un'irruzione di aria artica. Da domenica attesi venti intensi e brusco calo termico. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 25 febbraio ci mostra una situazione buona. Tuttavia avremo nubi più significative sulle zone montane e localmente anche in pianura. Precipitazioni possibili in giornata sui monti e sulle prealpi. Entro sera non esclusi occasionali fenomeni sulle zone costiere. Venti tesi da direzioni variabili. Temperature ancora stazionarie e gradevoli, minime tra 4 e 9 gradi, massime invece tra i 12 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo cielo coperto con possibili piogge, specie sulla costa, sul Carso e sull'Isontino, altrove momenti asciutti e soleggiati. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole ovunque, solo con dei temporanei annuvolamenti. Temperature minime intorno allo 0, 3 gradi all'incirca, massime sui 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.
Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Proseguiamo il nostro notiziario spostandoci sul litorale della nostra regione. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Benvenuto. Ecco, tra pochissimo dovrebbe collegarsi anche Roberta Nesto, sindaca di Cavallino Tre Porti, nonché appunto referente dei sindaci della costa veneta. Allora, in attesa di avere anche la Nesto, sindaco, approfitto per chiederle una notizia che è proprio fresca di questa mattina e arriva da Jesolo, ed è la decisione che avete preso di sospendere la manifestazione della sfilata dei carri di carnevale che era prevista per domani. Che cosa succede? Ma abbiamo ricevuto le prescrizioni di protezione civile che prevedono vento molto forte nella giornata di domani, superiore ai 40 km/h, quindi per la tutela della sicurezza dei carristi, ma evidentemente di tutte le persone che sarebbero venute a Jesolo, abbiamo ritenuto che non ci fossero le condizioni di sicurezza minime per tenere domani la sfilata di carnevale. In ogni caso non è annullata, ma è semplicemente rinviata a domenica 12 marzo. È già successo in passato che purtroppo le condizioni del meteo non permettessero di tenere questa grande festa, che quest'anno sarà ulteriormente momento di gioia, visto che da 4 anni manca, un po' per il Covid, un po' per vicissitudini passate, manca a Jesolo, ma semplicemente è rinviata al 12 marzo. Abbiamo ritenuto che fosse prioritario garantire la sicurezza di tutte le persone che sarebbero venute a Jesolo. Il nostro malgrado abbiamo dovuto semplicemente rinviare, ecco. Quindi utilizzo questo palcoscenico per dare l'informazione a tutti e dare il benvenuto a Jesolo il 12 marzo per la sfilata. Ecco, un'altra novità, per restare nello specifico proprio a Jesolo, sindaco, è quella della sperimentazione che verrà avviata a partire dalla prossima estate in centro, appunto, città, con la zona 30. Che cosa succederà? Allora, noi abbiamo in atto di adottare il nuovo piano urbano del traffico. Entro qualche settimana approderà in giunta e darà come indicazione principale quella di migliorare la sicurezza della viabilità e dell'utenza, soprattutto quella debole, quindi legata ai pedoni e ai ciclisti, sulle vie principali. Noi diciamo via Baffile per dare un titolo, ma evidentemente intendiamo tutta la via principale, sia nella zona est che nella zona ovest. Diciamo la nuova conformazione sarà quella di una zona 30, quindi una zona che per la sua peculiarità, per la sua predisposizione, garantirà un'alta fruibilità da parte degli utenti deboli, quindi i pedoni, i ciclisti, e quindi riteniamo sia un grande passo in avanti per la nostra città, che potrà garantire anche una maggiore appetibilità da parte del commercio. Quindi questa è la scelta di visione per i prossimi anni della nostra città. Partiremo già dalla prossima estate con la sperimentazione in una parte della via principale, che sarà localizzata nella zona ovest, quindi sarà l'occasione per introdurre questa nuova decisione, per vedere se la via è quella giusta e se evidentemente potrà essere migliorata. Accanto a questo cominceremo già dalla prossima estate una serie di altre novità, in primis una rimodulazione dell'orario del carico-scarico per i mezzi più pesanti, quindi tutto questo fa parte di una visione che è quella di ridisegnare, ripensare la via principale, renderla più accogliente, più sicura per tutti gli utenti, soprattutto per quelli deboli, quindi pensiamo ai pedoni, pensiamo ai ciclisti. Jesolo su questo probabilmente arriva un po' in ritardo, perché vediamo che le principali città e anche le mete turistiche hanno già pensato alle zone 30, anzi a livello nazionale si comincia già a ipotizzare la zona 20, però riteniamo che questo sia il percorso per dare un nuovo slancio alla nostra città e dare una nuova attrattività, quindi una scelta che guarda
alla modernità, che guarda alla vivibilità dei centri urbani e soprattutto all'appetibilità anche dell'apparato commerciale. Certo, senz'altro. Allora, vedo che intanto si è collegata la sindaca, adesso si è allontanata un attimo, forse eccola qui, è arrivata Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e presidente della conferenza dei sindaci del litorale. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e buongiorno al collega di casa nostro. Grazie allora per essere con noi. Allora, con entrambi volevo affrontare due temi fondamentali, quello dello status di città balneare. C'è stato l'incontro l'altro giorno a Roma con il governo per avviare il confronto proprio per l'istituzione, ma c'è anche una notizia di queste ultime ore, volevo partire da questa, relativamente ai balneari. Il decreto mille proroghe, no, è stato promulgato dal Presidente della Repubblica, che però ha in una nota caldeggiato l'invito al governo a correggere proprio sulla questione dei balneari. Roberta Nesto, che cosa significa questo per i territori del litorale e gli operatori dei territori? Allora, nella storia della Repubblica il Presidente promulghi una legge con riserva è capitato tante volte. Ovviamente in questo panorama questo aspetto non fa altro che testimoniare un fatto, che c'è ancora poca chiarezza, che c'è una grande preoccupazione, che in questo momento gli investimenti sono a rischio e anche la certezza del diritto. Una norma poco chiara che c'è stata nel corso del tempo, una sentenza del Consiglio di Stato a sezioni unite che dà delle indicazioni, un settore che è stato sempre trascurato e poco al quale non sono state date le risposte, oggi crea delle gravi incertezze, delle gravi difficoltà agli operatori ma anche agli apparati comunali che devono fare le procedure e quindi una grande preoccupazione anche per conto dei sindaci. Ovviamente il governo non ha fatto altro che, essendo appena arrivato, cercare di capire quello che non era stato fatto, ed era purtroppo molto, e di conseguenza ci si trova in questa difficoltà perché nel corso degli anni il comportamento è stato altalenante e le difficoltà sono state tante. L'Europa non ha aiutato e oggi ci troviamo che il nuovo governo del Presidente Meloni deve intervenire in una situazione davvero difficile, talmente difficile che se ne parla da oltre 20 anni. Io auspico che ci sia una nuova legge, tra l'altro sono stata a Roma e ho dato la disponibilità mia personale ma anche dei sindaci che rappresento di essere seduti ai tavoli a fianco agli operatori per trovare finalmente delle norme certe, di cui abbiamo sempre chiesto l'applicazione. Abbiamo un ulteriore tema che per il Veneto abbiamo una buona legge, cioè la legge 33, abbiamo uno strumento importantissimo che è il regolamento d'uso del demanio marittimo, che abbiamo fatto tutti insieme con Jesolo, insieme con Rosolina, insieme con San Michele al Tagliamento, Caorle, quindi abbiamo uno strumento in più e quindi di questa esperienza, di queste best practice della Costa Veneta, ho detto siamo disponibili ad illustrarle anche a colleghi che volessero seguire il nostro esempio. Ecco, Sindaco De Zotti, per quanto riguarda Jesolo, quest'ultimo risvolto della questione balneari la preoccupa? Intanto io devo dire che noi siamo allineati rispetto al pensiero della Sindaca Nesto, che è la Presidente della nostra conferenza dei sindaci. Noi abbiamo questa fortuna, che poi non è una fortuna perché tutto si costruisce assieme, che è quello di avere una voce unitaria come Costa Veneta, quindi dal sud fino a San Michele al Tagliamento ci riconosciamo in un'unica voce, che è quella che dice che noi in questo momento abbiamo bisogno di certezze. Noi comuni siamo l'ultimo anello della catena, siamo quelli che dovranno applicare le norme. Noi, e ribadisco quello che ha detto la collega Nesto, abbiamo bisogno di certezze. Questa è l'unica cosa che chiediamo sia noi come
amministratori, ma lo chiedono in primis i concessionari, che sono poi quelli che vivono sulla loro pelle il fatto che in tutti questi anni non si è mai affrontato di petto la situazione, ed evidentemente anche il governo ha dovuto prendere in mano e ha dovuto cercare di normare in una situazione che è stata troppo incerta per anni. Ecco, noi l'unica cosa che chiediamo è quella di avere regole certe, partendo dal presupposto che probabilmente dalla Bolkestein e quindi il tema dell'evidenza pubblica non si uscirà. Dobbiamo prenderne atto, quindi nei confronti dei concessionari è bene avere la massima franchezza e dire le cose come stanno, quindi le gare dovranno essere fatte con evidenza pubblica. Noi siamo dalla parte dei concessionari nel momento in cui chiediamo che tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni sia riconosciuto e che sia valorizzato, che i criteri che ci porteranno alle gare e all'evidenza pubblica non siano tutelanti nei confronti di chi ha lavorato e ha permesso che un pezzo di sabbia diventasse un'azienda che offre in primis la possibilità di accogliere decine di milioni di presenze nel nostro territorio. Quindi questa è l'unica nostra istanza, quindi quella di avere regole certe e di poter nella maniera migliore possibile affiancare i nostri concessionari nelle gare ad evidenza pubblica. Sempre sulla scia di quello che diceva la nostra Presidente Nesto, noi abbiamo una norma che è quella della legge 33 che rispetta ed è entro i canoni dell'evidenza pubblica, quindi della direttiva Bolkestein, quindi chiediamo di poter continuare su questa strada, una strada che potrà portare a rispettare le normative della concorrenza, ma anche garantire gli investimenti di chi fino adesso ha lavorato sul demanio. Ecco, venendo all'altra questione calda, che è quella dello status della città balneare, Sindaca Nesto, diciamo, le novità e le prospettive quali sono? Allora, io vorrei spendere 2 parole sullo status di città balneare. Cosa significa? Significa in sostanza avere la possibilità per le nostre città, che sono città a fisarmonica. Adesso per esempio noi siamo 13.500 abitanti e tra un pochino saremo 120.000. Jesolo, visto che il collega è presente, oggi mi pare che siate 28.000 circa, chiedo poi a Christopher, e diventano 150.000 le presenze, circa adesso i numeri, quindi abbiamo proprio delle città a fisarmonica che hanno bisogno di strumenti particolari, soprattutto per rispondere per le necessità dei nostri residenti. I turisti, in qualche modo, noi siamo sempre pronti a rispondere alle necessità, però abbiamo bisogno di servizi adeguati per tutta la nostra città, abbiamo bisogno di dare risposte per i nostri residenti, abbiamo bisogno assolutamente di avere personale, risorse per questa situazione. Io ho detto al ministro Santanchè che è stata molto attenta già nella riunione con tutti i sindaci, anche Christopher era presente il 2 di febbraio, ma anche adesso che l'ho incontrata l'altro ieri, e lei ha capito molto bene, cioè nel senso che noi non chiediamo dei privilegi, noi chiediamo il riconoscimento di una situazione, quindi delle norme e anche ovviamente delle risorse per gestire al meglio le nostre città. Il ministro Santanchè è stata molto disponibile e quindi abbiamo cominciato con il tavolo tecnico per capire la procedura e per capire anche la cornice e poi le singole norme. Ovviamente il lavoro da fare è tanto, non sarà una passeggiata, di questo siamo consapevoli tutti, però bisogna cominciare e le grandi battaglie si iniziano sempre dal primo giorno per poi andare avanti. Credo che il primo giorno, se il buongiorno si vede dal mattino, è stato un buon giorno. Ecco, ma poi nel concreto, diciamo, per spiegare anche a chi ci sta seguendo da casa, che cosa cambierà se appunto Jesolo, piuttosto che Cavallino, piuttosto che Bibione, eccetera, diventeranno delle città balneari? Beh, la cosa essenziale che cambiare immediatamente è che io non posso avere 15 vigili e far tutto con 15 vigili. Faccio un esempio: all'ufficio demanio ho il dirigente dell'ufficio demanio che si occupa anche di servizi sociali, anche di patrimonio e anche di tante altre cose. Noi abbiamo bisogno come comuni di dare risposte tempestive e ovviamente con il personale. Abbiamo bisogno anche di trattenere delle risorse.
quindi di trattenere delle parti di IMU, di altre imposte e di averle a disposizione per spenderle nei nostri territori. Le faccio un altro esempio: PNRR non è stato pensato per i nostri comuni, è una occasione importante e fondamentale e nessuno ha pensato alle città balneari per dare delle risorse specifiche. Quindi abbiamo bisogno di questo e abbiamo bisogno ovviamente di avere in generale questo riconoscimento, perché da qui in avanti la musica deve essere diversa. Ecco, Sindaco De Zotti, nello specifico per esempio di Jesolo, che cosa potrebbe davvero cambiare e fare la differenza conquistando lo status di città balneare? Io ribadisco che noi non chiediamo privilegi particolari, non chiediamo nulla di più di ciò che è già nel nostro diritto. Il dibattito sullo status di città balneare assomiglia moltissimo al tema e alla discussione sull'autonomia delle regioni, in primis il Veneto, ovvero noi chiediamo la responsabilità di poter gestire determinate competenze in proprio, ovviamente accompagnato dalle risorse, ma non sono delle risorse aggiuntive, sono le risorse che attualmente il nostro territorio genera. Faccio un esempio: i canoni demaniali attualmente sono generati dal territorio dei nostri comuni, ma vengono tutti destinati a Roma. Nel caso di Jesolo circa 1.100.000 euro di canoni, per cui il comune esercita le competenze, il comune si assume la responsabilità anche di contenziosi che genera la gestione del demanio, ma non vede praticamente un euro. Se noi potessimo gestire e trattenere 1.100.000, potremmo ad esempio assorbirci i costi del ripascimento annuale. Quest'anno il bilancio del comune di Jesolo dovrà esborsare 450.000 euro per la gestione dell'erosione, quindi lo spostamento della sabbia. Se domani noi potessimo avere anche le risorse accompagnate alla gestione del demanio, potremmo tranquillamente assorbirci questo costo senza toglierlo ad altri servizi che noi diamo ai nostri cittadini. Un altro tema è quello della sicurezza, e mi aggiungo a quello che diceva la collega Roberta. Noi oggi siamo subordinati alla legislazione sulle polizie locali di un comune di 25.000 abitanti, con il piccolo dettaglio che per 6 mesi all'anno diventiamo una città di 200-300.000 abitanti. Cosa vuol dire? Che la nostra polizia locale, ad esempio, non può dotarsi del taser, che invece è in dotazione alle polizie locali dei comuni capoluogo o dei comuni con più di 100.000 abitanti, ma è evidente che la nostra polizia locale ha le stesse responsabilità e le stesse spettanze che ha la polizia locale del comune di Venezia, del comune di Verona o di qualsiasi comune capoluogo. Sempre su cosa cambierebbe con il riconoscimento dello status di città balneare, penso alla viabilità. Da qualche anno si discute della possibilità di realizzare l'autostrada del mare. L'autostrada del mare porta con sé delle opere di completamento che verrebbero realizzate nel territorio del comune di Jesolo. Se noi potessimo ad esempio trattenere quella quota di IMU che attualmente va a Roma e che noi non vediamo nemmeno, circa 4-5 milioni di euro all'anno, noi potremmo, senza andare dalla regione a chiedere risorse, attuarci direttamente queste opere di completamento della viabilità. Ecco, questi sono alcuni esempi di come noi non chiediamo dei privilegi, ma chiediamo l'attribuzione di responsabilità e l'attribuzione di risorse per fare cose concrete, per migliorare i servizi sia ai turisti che ai cittadini. Ecco, io davvero vi ringrazio per essere stati con noi quest'oggi. Dalla regia mi chiamano la pubblicità. Allora io ringrazio e auguro naturalmente buon lavoro a Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Tre Porti e presidente della conferenza dei sindaci del litorale, e a Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo. Grazie e buon fine settimana. Un saluto ad entrambi. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, poi rimanete con noi, torniamo in diretta con il nostro telegiornale. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Saluto subito il nostro prossimo ospite, ringrazio per essere con noi Nicola Palumbo, consulente aziendale. Buongiorno.
Salve a lei, salve a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, ricollegandoci a quanto abbiamo già anche detto precedentemente, uno dei temi sicuramente più caldi di questa settimana è stato quello del super bonus, no? Dopo che venerdì della scorsa settimana il governo ha approvato questo nuovo decreto che di fatto stoppa quella che è la cessione del credito e lo sconto in fattura, oltre che a far sì che i crediti non possano più essere acquistati da enti pubblici come province, comuni, regioni, che già si stavano muovendo in questo senso. Quindi Palumbo, come cambiano le regole e che cosa si vede, che cosa si prospetta, diciamo, sia per le imprese del settore che per le famiglie? Ma allora, guardi, intanto io sono contento che sia stato stoppato questo aiuto di Stato che era totalmente esagerato rispetto a qualsiasi altro sussidio e bonus dato nella nostra storia. Se lei pensa che abbiamo speso come è stato 120 miliardi di euro, circa l'equivalente della spesa sanitaria annuale, e questo l'abbiamo fatto in un paese in cui per una mammografia ci vogliono 24 mesi, quindi non di sicuro in una situazione di serenità economica o dove servizi vengono erogati in maniera efficace ed efficiente. Io penso che il 110 e tutti i correlati bonus, facciate, eccetera, siano stati iniqui, poco morali e poco sostenibili. Iniqui perché con le tasse di tutti, ricordo che lo Stato gestisce i soldi di tutti, del dipendente, del lavoratore autonomo, dell'imprenditore, abbiamo pagato le case a persone che magari avrebbero potuto già pagarsele, e quindi è poco equo rispetto a chi invece magari ne aveva una necessità. Secondo, abbiamo pensato che investire tutte queste risorse non avrebbe portato nessun effetto sul mercato, cosa che invece io credo giungerà, perché abbiamo compresso in pochi anni, in un anno e mezzo, ricavi, utili, profitti, gestioni aziendali che generalmente si sarebbero diffuse in 4-5 anni. Ed ecco quindi che imprese del settore edile che hanno fatto ovviamente investimenti per stare al passo con la crescente domanda, tra 3-4 anni forse avranno, o tra forse meno tempo, avranno un calo di ricavi. E cosa faranno quegli equivalenti costi fissi che hanno portato in casa? Perché una famiglia che magari aveva programmato tra 4-5 anni la ristrutturazione, una nuova casa, una facciata nuova, l'ha fatta subito, chiaramente, e godendo del beneficio del bonus. Tra 3-4 anni non la farà più. Infine, io penso che sia fortemente sbagliato che lo Stato paghi la casa a qualcuno. Ovviamente se questo qualcuno può perfettamente comprarsela. È sbagliato perché lo Stato dovrebbe garantire scuola, istruzione generale, sanità. Non siamo un paese che può permettersi il lusso di sprecare risorse in questo modo. Ben venga quindi lo stop, anche se ovviamente spero che questa transizione venga portata avanti nel modo più corretto e equo possibile, perché ci sono aziende che chiaramente sono nel limbo, stanno attendendo chiaramente la liquidazione dei loro crediti e che vogliono garanzie in questo senso. Non abbiamo tempi certi, è bene darli, è bene capire in quali tempi verranno liquidati i crediti, è bene capire quali cittadini avranno diritto ancora ad accedere al bonus. Chi ha iniziato una costruzione, che ha presentato un progetto prima del 16 del mese corrente, pare ne abbia diritto, ma deve essere chiarito in maniera molto chiara, perché non possiamo lasciare milioni o migliaia di persone e aziende in questo limbo in cui non si capisce niente. Quindi da un lato sono soddisfatto che venga interrotta questa erogazione, liberalità, mi vorrebbe dire, di Stato, dall'altro credo che sia necessario avere la chiarezza di tempi e modalità.
Ecco, un altro tema, Palumbo, che sta particolarmente, come dire, tenendo banco in queste ultime ore, è quello del decreto mille proroghe. Il Presidente della Repubblica Mattarella, dopo aver firmato la conversione in legge del decreto, ha espresso riserve sulla proroga delle concessioni balneari, invitando appunto il governo a correggere quanto prima. Insomma, l'Italia rischia anche un procedimento di infrazione, che peraltro già su questo tema c'è, e anche diciamo fondi del PNRR, visto che era un impegno, no, del nostro Paese, certo, regolamentare questo settore. È una sanzione anche piuttosto alta, rischia. Dobbiamo dire intanto che questo aspetto deve essere a stretto giro messo a punto, normato con norme chiare. Non possiamo, e questo mi pare palese, lo hanno detto bene i sindaci prima, che sono stati molto chiari, concedere porzioni ampie di territorio pubblico demaniale a imprenditori che sicuramente in questi anni hanno portato sviluppo, ma che non possono mantenere queste terre come bene esclusivo, come fosse proprio. Ci deve essere una gara pubblica, devono partecipare imprese, perché la competizione porta investimenti, la competizione porta innovazione, la competizione, quindi un mercato, potrebbero migliorare i servizi. Col massimo rispetto che si porta sempre a chi lavora e chi ha fatto investimenti, a chi ha preso delle porzioni di sabbia e le ha trasformate in aziende che portano occupazione, ma oggi ci sono tariffe di concessione che sono ridicole per il volume di ricavi che si realizzano poi. Questo è assolutamente ingiusto, iniquo rispetto a ciò che il libero mercato e il ruolo dello Stato in sé dovrebbe avere nel sistema economico. Perché insomma in un territorio pubblico demaniale o c'è una concessione limitata nel tempo con regole chiare, che con il giusto corrispettivo, che può portare investimenti, oppure un Far West dove famiglie posseggono di fatto le spiagge da generazioni. Non si vede all'orizzonte una data in cui ci potranno essere queste gare. Mi rendo conto che sia difficile fare anche una mappatura, però ormai credo che siano 7 anni da quando c'è arrivata questa sentenza della Corte europea che ci impone di adeguarci alle normative europee sul tema. Sono passati anni, poi c'è la pandemia in mezzo, per carità abbiamo 1000 situazioni che hanno rallentato il processo, ma Mattarella ha fatto benissimo a dire guardate, io firmo perché ci sono 1000 proroghe, come dice il decreto, che viceversa fermerebbero un paese, ma a questo punto bisogna risolverlo, è indispensabile, non possiamo lasciare a questa situazione di incertezza, di chiusura, di rigidità, una risorsa che è quella delle nostre spiagge, che vale tantissimo per il turismo, vale tantissimo per le città balneari, vale per il nostro paese. Grazie, allora io la ringrazio davvero per essere stato con noi quest'oggi. Una buona giornata, un buon fine settimana. Nicola Palumbo, consulente aziendale, un saluto. Grazie, grazie mille. Noi ora andiamo nel Vicentino, andiamo ad Arcugnano, perché ci chiede la linea la collega Luisa Bertini, che si trova sul lago del Fimon, dove proprio questa mattina è stata inaugurata la nuova passerella ciclopedonale in senso turistico, che consentirà appunto di effettuare tutto il giro del lago a piedi o in bicicletta. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del Presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, e del Sindaco di Arcugnano, Pellizzari. Oggi un'inaugurazione importante, il
ponte tanto atteso qui sul lago di Fimon, ne parliamo con il Presidente, era tanto aspettato anche dai cittadini? Sì, certamente, perché questo ponte completa il circuito del lago di Fimon e consente ai cittadini di Arcugnano, dei comuni limitrofi, ma soprattutto ai tanti cittadini che vengono da fuori, di fare l'anello completo. 92.000 euro di investimento tra provincia e Regione Veneto che regalano questo sogno ai cittadini che vengono a Fimon. Ecco, un sogno in un gioiello turistico e ricettivo. Un grande valore di questo luogo dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, che fortunatamente i cittadini conoscono e con il quale riusciamo a valorizzare quelle che sono le bellezze della provincia di Vicenza. Ecco Sindaco, tante bellezze, adesso ci sarà Pasqua, ci saranno diversi ponti, che cosa vi aspettate? Intanto l'inaugurazione è proprio il tempo perfetto, perché dalle prossime settimane ci attendiamo un afflusso molto corposo di cittadini che vengono qua con la bella stagione per fare questa passeggiata di 4,5 km in mezzo alla natura. Per cui ringraziamo la provincia perché ha fatto un lavoro stupendo e quanto mai tempestivo. Lei prima lanciava anche un appello ai turisti per mantenere pulito l'ambiente. Sì, chi viene al lago di Fimon viene per stare in mezzo alla natura, per cui dimostra già, proprio per aver scelto questo luogo, una sensibilità nei confronti del bello e della natura. Però c'è sempre qualche maleducato, per cui non mi stancherò mai di lanciare questi appelli, di venire al lago di Fimon, ma in punta di piedi, cioè rispettando l'ambiente. Venite qua per godervi quest'angolo di natura incontaminata, però rispettate questo lago, questo ambiente che è meraviglioso. Ecco, io ringrazio il Sindaco e il Presidente della provincia e restituisco a voi la linea studio. Grazie allora a Luisa Bertini per questo collegamento dal Vicentino. La cronaca giudiziaria ci riporta ora nel Padovano. Dovrà risarcire oltre 120.000 euro per danno d'immagine all'Arma dei Carabinieri l'ex militare Dino Maglio, condannato per aver usato violenza nei confronti di una sedicenne. Dopo la condanna in via definitiva per aver abusato di 16 donne, l'ex carabiniere Dino Maglio dovrà anche risarcire con 125.640 euro lo Stato per danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri. A deciderlo la Corte dei Conti di Venezia. Il carabiniere all'epoca dei fatti, in servizio a Teolo, ospitava le donne, tutte turiste straniere, nel suo appartamento dell'Arcella, esibendo la placca con la fiamma, dettaglio che rassicurava le sue vittime prima di approfittare di loro dopo averle drogate. A far partire l'indagine la denuncia di una 17enne australiana da cui si era risaliti alle altre vittime provenienti da ogni parte del mondo: Stati Uniti, Canada, Polonia, Germania, Hong Kong. L'uomo, tuttora in carcere, sta scontando una pena a 9 anni e 8 mesi, alla quale si aggiunge un'ulteriore condanna a 5 anni per la violenza subita dalla minorenne. Ieri l'anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina ed in molte piazze anche della nostra regione sono andate in scena fiaccolate per la pace. Vediamo che cosa è successo a Vicenza. Erano oltre un centinaio ieri sera i partecipanti alla Fiaccolata per la Pace, una manifestazione organizzata anche a Vicenza in occasione dell'anniversario dell'inizio del conflitto in Ucraina un anno fa. Con le torce accese, in silenzio e qualche preghiera recitata a gruppetti, gli aderenti alla manifestazione hanno attraversato Corso Palladio fino a Campo Marzo davanti al busto di Gandhi, dopo essersi dati appuntamento in Piazza dei Signori. Io auspico una pace senza distinzione tra i popoli e senza distinzione di credo e confessioni. E c'è la voglia che questa guerra finisca, ma non sono l'unica. La guerra non va bene, in ogni caso, è la soluzione sbagliata. È un messaggio che con le guerre non si va da nessuna parte, questo è il problema, per cui bisogna assolutamente attivare una via diplomatica, un cessate il fuoco. Il messaggio di oggi è che vogliamo la pace per tutti, la guerra non costruisce niente. E la pace è a tutti i costi per lei? A tutti i costi? Una domanda molto impegnativa. La risposta? Io confido sempre nella preghiera, nello Spirito Santo che possa illuminare queste persone. Preghiamo.
All'iniziativa, tra le tante associazioni, ha aderito anche la diocesi vicentina. Lo stesso vescovo Giuliano, tra i partecipanti, ha chiesto la fine del conflitto, ricordando le cifre delle vittime. Si parla di 7.000 civili, tra cui 350 bambini, 100.000 militari morti dalla parte ucraina, parte russa. Questo è un dramma che dovremmo affrontare trovando realmente delle soluzioni, e sotto questo profilo credo che una società che si mobilita per invocare una soluzione a questo conflitto sia una vera richiesta, un vero grido, ecco, per chiedere a tutti di essere pienamente coinvolti in questa faccenda. E questa quindi la situazione a Vicenza, fiaccolata per la pace anche a Padova. Vediamo com'è andata. Le fiaccole in mano, striscioni per dire no alla guerra, sì alla pace. A un anno esatto dallo scoppio del conflitto in Ucraina, le associazioni padovane riunite nel coordinamento Uniti per la Pace si sono date appuntamento in Piazza Duomo per chiedere che al posto delle armi tornino a parlare i colloqui di pace. Circa 2.000 le persone che poi hanno sfilato lungo le vie della città in una fiaccolata simbolica terminata davanti alla sede del comune. Tra i partecipanti la diocesi di Padova, i Beati Costruttori di Pace, il comune e l'Università di Padova. E alle manifestazioni per la pace si aggiungono le voci di tanti cittadini che in questi giorni, che vedono appunto il primo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, chiedono a gran voce la pace. Sentiamo. Preoccupa la situazione perché non si sa le vere intenzioni che hanno i due contendenti, quindi c'è la preoccupazione un po' di tutti che possa aggravarsi la situazione, ecco, visto che non si trova una via di dialogo e sarebbe opportuno cercarla. Con Putin non si sa mai a dove si va a finire qua, questo qua c'ha la testa che non ragiona. Noi vedere quelle macerie per noi è una sofferenza enorme. Sempre tanta paura che arrivi anche qua con la bomba atomica, perché quello è un pazzo che non ha sentimenti, non ha niente. Io vengo da Ucraina, come devo dire, penso che i nostri soldati, i nostri uomini difendono tutta l'Europa, perché se cade Ucraina lui viene qua, Putin. Lei ha qualcuno che è rimasto lì? Io sono in Italia sola, figli, nipoti, sorella, tutti zii, tutti in Ucraina. Io vengo da mia città Nikolaev, 50 km da me, Kherson, quello dove c'è proprio guerra. E lei è qui per lavoro, immagina? Sì, io sono qui tanto tempo, 23 anni, e sempre qui a Padova. In Ucraina pensano che questa guerra finirà? Speriamo che finisce questo anno, speriamo. Ed ora parliamo di elezioni amministrative. È stata fissata la data del voto che irrompe, e saranno infatti il 14 e il 15 di maggio, che irrompe sulla Dunata Nazionale degli Alpini di Udine. Sorpresa e critiche trasversali per la scelta, amarezza delle penne nere. Io sono convinto che, vista la sensibilità e l'attenzione di questo governo e del ministro Piantedosi, non ci saranno le elezioni in corrispondenza della Dunata degli Alpini, anche perché sono io stesso che sono candidato, che voglio andare a celebrare gli Alpini, tra l'altro in una Dunata molto sentita che è quella di Udine. Un mese fa Mario Conte confidava nella sensibilità del governo, poi è arrivata la doccia fredda del Consiglio dei Ministri. A Dunata o meno si vota il 14 e 15 maggio, peccato che la domenica sia in programma la sfilata delle penne nere a Udine. In una città a profonda vocazione alpina come Treviso non è un dettaglio di poco conto sul fronte affluenza, e si potrebbe dire lo stesso a Vicenza. Accusato il colpo, al sindaco e presidente di Anci Veneto non resta che incassare con aplomb inglese.
A salvare la situazione ci sono il doppio giorno di voto e la vicinanza con l'evento. È qui a Udine, quindi abbastanza vicina, quindi chi vuole la sera fa tempo rientrare, oppure c'è il lunedì per esprimere il proprio voto. Certamente se fosse stata un'altra domenica sarebbe stato meglio anche da un punto di vista logistico per tutti, però insomma è stata decisa questa data. Probabilmente qualcuno mancherà alle urne causa adunata, però dico i numeri importanti sono quelli che la politica riesce a convincere attraverso atteggiamenti e proposte responsabili. L'amarezza è innegabile tra gli alpini. Noi non possiamo che prenderne atto da un lato, ci dispiace dall'altro che non si sia tenuto conto, come altre volte era stato fatto, che la Donata Nazionale Alpini è una donata ovviamente che impegna e coinvolge tantissime persone, non solo alpini. È stata un po' una sorpresa questa data, perché le informazioni che avevamo era che si stava lavorando per la data del 7, dopodiché si è deciso per il 14, evidentemente saranno state tenute in considerazione tutte anche queste cose, però sì, all'inizio ci ha lasciato un po' perplessi questa data. Alla fine insomma la metabolizziamo subito, andiamo avanti e ripartiamo. Avessimo avuto un'altra data avremmo avuto meno preoccupazioni. Si vota anche il lunedì, ci sarà modo di recuperare, di fare in modo che anche chi andrà alla manifestazione possa tornare in tempo per votare. Per il lunedì c'è tempo di tutti per poter rientrare e poter svolgere anche il proprio dovere da cittadini. Insomma, l'affluenza resta un'incognita. In ogni caso c'è il rischio di un ingorgo alle urne lunedì 15 maggio. Da qualunque parte la si veda, la scelta sembra a tutti infelice. Io credo che il governo avrebbe dovuto riflettere con più attenzione. Siamo in un momento in cui la gente sta lontana dalle urne, dai seggi, rischia di essere un elemento che penalizza. Così come anche il fatto di organizzare queste elezioni con le scuole ancora aperte. Insomma, se era un'altra data era meglio. Il racconto di Mario Rigoni Stern, Un Natale del 45, diventa un film. Chuck in queste ore a Gallio. Azione! Mario Rigoni Stern è l'altopiano e l'altopiano si riconosce nell'uomo che ha saputo cantarne il vivere quotidiano, la fatica, i boschi, gli animali, gli uomini e anche le api. Rigoni Stern aveva scritto per il cinema Dando vita ai recuperanti di Olmi assieme a Tullio Kezic e ora il cinema parla di Rigoni Stern grazie a una produzione che porta sul grande schermo il racconto Un Natale del 45. Le riprese sono in corso proprio in questi giorni in varie zone dell'altopiano, ma per gli interni è stata scelta una casa del centro di Gallio i cui piani alti sono rimasti letteralmente cristallizzati come erano nella prima metà del secolo scorso. Noi siamo i primi, siamo riusciti a portare al cinema Mario Rigoni Stern. Una cosa anche di vanto e di piacere personale è che, avendo conosciuto personalmente Mario Rigoni Stern tanti anni fa, la prima volta che sono venuto sull'altopiano, e c'è stata subito una simpatia, una comunanza a volte proprio di intenti, e sapevo che da quel primo incontro mi sarebbe tanto piaciuto riuscire a fare qualcosa sul suo lavoro. Io lo adoravo fin da quando ero studente al liceo e ci siamo riusciti. L'arrivo di una produzione importante in altopiano può dare ulteriore slancio al turismo del territorio, come spesso succede quando la settima arte si interessa di un luogo. Se poi c'è di mezzo anche la penna magica di Rigoni Stern, il quadro è davvero completo. Noi come Comune di Gallio abbiamo subito partecipato e sostenuto questa iniziativa molto importante. La prima è storica per quanto riguarda Mario Rigoni Stern, tradotto in un film qui a Gallio, e quindi siamo orgogliosi di questo traguardo raggiunto. Lo sosteniamo economicamente perché puntiamo molto anche sulla cultura, sul turismo che fa cultura, e quindi anche sul mantenere sempre alto il nome di Mario Rigoni Stern, il suo ricordo e la storia che comunque continua a far parlare di sé. E noi come Gallio appunto abbiamo raggiunto questo importante obiettivo e ne siamo veramente molto orgogliosi. E sono gli stessi attori e componenti della troupe ad abbracciare l'altopiano e la sua gente. Fantastico, il posto in sé, e quindi proprio come madre natura lo ha fatto, ma poi le persone che ci sono. A me piace sottolineare il fatto che siamo stati aiutati da tutti, abbiamo trovato un'accoglienza fantastica, e sono sicuro che non sia solo perché portiamo Mario Rigoni Stern, ma anche proprio per l'ospitalità del posto e delle persone. Il grande calcio su Media Nord-Est, dalla prossima settimana in chiaro la fase finale della Coppa del Rey, le migliori sfide del calcio spagnolo.
Real Madrid-Barcellona, il classico della Liga spagnola in diretta su Telenord-Est il prossimo 2 marzo, il grande calcio iberico nelle vostre case. Benzema contro Lewandowski, Luka Modric contro Gavi, Carlo Ancelotti contro Xavi, le Merengues di Madrid contro i Blaugrana di Barcellona, il grande calcio spagnolo sarà su Telenord-Est. Il gruppo Media Nord-Est ha acquisito in esclusiva in chiaro i diritti per la fase finale della Coppa del Rey, l'equivalente della Coppa Italia. Le squadre spagnole più forti, impegnate per conquistare il prestigioso trofeo, saranno visibili comodamente da casa grazie al gruppo Media Nord-Est, che le trasmetterà nel suo canale Telenord-Est, da sempre votato al calcio e allo sport. 5 sfide imperdibili. Si parte il 1 marzo con la partita fra Osasuna e Athletic Bilbao. Il giorno seguente sarà la volta del match più atteso dagli amanti del calcio e il classico, ovvero il derby spagnolo per eccellenza fra Real Madrid e Barcellona. Il grande calcio spagnolo sarà in diretta su Telenord-Est anche con i match di ritorno tra le big della Liga previsti il 4 e 5 aprile e naturalmente la finalissima della Coppa Nazionale in programma il prossimo 6 maggio. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio, arrivederci.